aspetto mille scuse, come sempre da te. Sei un fiume di parole dove anneghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? Trovo un unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui. Tu che gridi in un dialetto che non è più il mio, io che perdo il tuo rispetto, sarebbe meglio un addio. È come in un film, il classico film dove lei farà la pazzia. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui. Vorrei fermare un'immagine, sentirla entrare dentro di me. Un tuo silenzio più complice vorrei. Fiumi di parole tra noi, se vuoi, ora parla con lui. Fiumi di parole tra noi. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui. Fiumi di parole. Buongiorno, buongiorno, fiumi di parole, tantissime parole. Avete sentito questa canzone dei Jalis? In tutti i giorni noi sentiamo fiumi di parole. Questi 2 giorni del Vajont hanno fatto capire invece l'importanza nel dire le cose, nel parlare, nel farsi ascoltare, ma soprattutto il rispetto delle persone, il rispetto che dovrebbe avere la politica nei confronti di questi cittadini, il rispetto che dovrebbero avere i grandi imprenditori per capire che forse devono muoversi in maniera diversa, aiutare chi sta peggio di loro, chi sta male, e aiutare soprattutto le fragilità, come lo dico tutte le mattine, ma soprattutto le famiglie. E questa mattina io ho in presenza Corrado Carpentieri, presidente Luna Park Fiere di San Luca. Buongiorno Corrado, buongiorno, grazie Mirella. di essere qui. E abbiamo collegati anche da Vicenza, siamo collegati con Chiara Luisetto, consigliere regionale del Partito Democratico Veneto. Buongiorno Luisetto, grazie di essere qui. È un pezzo che non ci sentiamo, chissà quante cose ha da raccontarci. Sono un po' di anni, ero sindaca l'ultima volta che ci siamo visti. Avete visto che percorso che ha fatto? È stata brava la nostra Chiara Luisetto, perché è una persona solare, ma soprattutto ecco, che capisce il problema, soprattutto i problemi che ci sono in questo momento. Allora, partirei proprio da Chiara Luisetto. Io ho qui Corrado Carpentieri e si parlava con Corrado del tema della microcriminalità, delle baby gang, di questi ragazzi sopra le righe. E io dico sempre, Chiara, Luisetto, che forse non ci rendiamo conto che abbiamo esagerato nel dare importanza a quei pochi ragazzi, perché sono pochi rispetto a quelli che si comportano bene, e li abbiamo fatti diventare talmente visibili, che è quello che loro volevano, che sembra che siano tantissimi. Ma soprattutto la difficoltà che hanno le forze dell'ordine, la paura dei cittadini, specialmente i diversamente giovani, come li chiamo io, ma anche i ragazzi stessi, famiglie,
di lasciare i loro figli andare tranquillamente nei centri storici, frequentare determinate zone. E questo non può essere assolutamente, Luisetto. Prima perché sono pochissimi e si possono tranquillamente fermare, però lei capisce che quando le forze dell'ordine li fermano anche con grandi difficoltà, poi si trovano le famiglie, ma è giovane, si deve perdonare tutto, anche l'imperdonabile, ma soprattutto io ho un banco solidale, sto facendo dei percorsi anche con questi ragazzi mandati dalla procura. Cioè non è che con la borsa riesco a gestire questo ragazzo e fargli capire che deve cambiare percorso e obbligarli a fare qualcos'altro, ad esempio sport, che ne fanno pochissimo. Ecco, vogliono fare a cazzotti, perfetto, ti faccio fare una settimana di pugilato o di arti marziali, ti stanco talmente tanto che poi voglio vedere se hai così voglia di andare a creare problemi in giro, ma soprattutto farli studiare di più anche nel pomeriggio. Cioè, perché non mettete in atto tutti assieme, indipendente da destra e da sinistra, queste misure, che sono misure che si possono prendere, non ditemi che non si possono prendere, e cercare di fermare questi 4, chiamiamoli monelli, perché io li ho guardati, sono ragazzini, li ho guardati, parlavo con Corrado proprio a Carpentieri sabato alle fiere, ho avuto il coraggio e qualcuno mi ha detto: ma che coraggio, vai in mezzo a quei gruppi là. E allora la mia domanda, stia molto attenta Luisetto, perché siete qua e cosa volete fare? Indovini cosa mi hanno risposto? Mi hanno risposto: per vedere altri ragazzi, stare assieme, stare in compagnia. Perciò ho capito che c'è una solitudine spaventosa, che queste feste anche molto importanti non avevano il cellulare, attenzione a quello che dice la Mirella, quasi tutti non avevano in mano il cellulare perché la curiosità di guardare le giostre nuove, i ragazzi, le ragazze, era più forte del cellulare, perché il cellulare avrebbe distolto la loro curiosità. E soprattutto le ragazze, intanto donne, mezze nude, bellissime, ma è la moda, ok? Questi sono i messaggi che viene mandato. E loro bambini, li guardavi rispetto alla ragazza, alla ragazzina, proprio il ragazzo è un bambino, è proprio, lo vedi che è ingenuo, l'aggressività poi lo fa notare ancora di più. Cosa ci dice Luisetto di questa apertura che ho fatto questa mattina? Beh, intanto che è molto interessante perché, come dire, si pensa sempre che sia un tema che riguarda, è vero che non sono tantissimi, ma non è un tema che può riguardare solo le famiglie, perché è un tema sociale, come dicevi Mirella, è un tema di cui farsi carico come comunità, sia per una questione di sicurezza, ma anche per una questione di benessere collettivo e di libertà delle persone di frequentare i luoghi, di sentirsi sicuri, di avere la possibilità di fruire delle proprie comunità senza, come dire, sapere che in un posto io non ci posso andare perché lì ci sono dei giri strani. Allora questo non deve succedere. C'è un tema, secondo me, è un tema che riguarda più aspetti. Il tema educativo prima di tutto. Si comincia dalla scuola, ma si comincia molto presto, e adesso hai fatto un accenno al fatto che sono ragazzi, come dire, molto ancora giovani, ancora piccoli, non formati anche emotivamente, affettivamente, quindi c'è bisogno di un percorso che fin da piccoli li sostenga in questo, sostenga anche un approccio di rispetto tra il genere, quindi anche con le ragazze che ci sia un certo modo di rapportarsi, perché più ci si rapporta con gli altri con rispetto, soprattutto quando si ha a che fare con una ragazza, più si avrà rispetto in generale per tutto ciò che sta attorno. Infatti alcune settimane fa è arrivato in consiglio un assestamento di bilancio e abbiamo chiesto come PD, come gruppo, siamo molte donne nel gruppo del Partito Democratico, su 6 siamo 4 donne, che ci fosse un aumento delle risorse, e ci è stato concesso con ulteriori 120.000 euro, un aumento delle risorse proprio per le scuole, per quei centri antiviolenza, quelle volontarie che vanno nelle scuole a fare formazione per il rispetto, formazione nel rispetto tra il genere, e in modo tale che i maschi nel momento in cui si relazionano, ma anche le ragazze, sappiano in qualche modo farsi rispettare, ci sia un equilibrio, ci sia una condivisione. Si possa lavorare su questo, la famosa educazione all'affettività, al rispetto dell'altro. Questo è secondo me fondamentale per creare anche una cultura. Poi in giovane età si deve cominciare già alle scuole elementari, perché poi diventa
tardi e anche prima forse, in modo che alle scuole medie e poi alle scuole superiori i ragazzi abbiano già dei fondamenti solidi dal punto di vista educativo. C'è poi tutto un tema invece di sicurezza e di supporto alle forze dell'ordine nelle comunità. Dicevi prima, Mirella, giustamente, sono pochi ragazzi, ma sono sembrati molti, perché anche secondo me i social, l'utilizzo dei telefonini, non tanto tra di loro come dicevi in questo momento, ma proprio per pubblicare anche le cose che fanno. Abbiamo visto qualche mese fa quei ragazzi che si sono resi protagonisti di quei fatti di cronaca terribili, di quella morte anche del bambino, della mamma, di quelle ferite insomma che sono state causate perché giravano in macchina e si riprendevano col cellulare ad altissima velocità. Tutte queste azioni, questo malessere di vivere che in qualche modo viene trasferito attraverso i social con azioni estreme, è qualcosa su cui bisogna veramente lavorare come società, come comunità. Non possono farlo da soli i sindaci, ovviamente non possono farlo da sole le forze dell'ordine. La politica ha una responsabilità in questo e ce l'ha sia nel veicolare messaggi corretti, di rispetto, di educazione alle regole, che sono fondamentali in quell'età proprio per riuscire ad avere contezza e capacità di capire quali sono i limiti e qual è il rispetto degli altri che va inserito in questi limiti da un lato, e dall'altro quello di porre in essere misure per garantire luoghi sicuri, luoghi belli. Io sono convinta, guardi Mirella, che lo sono sempre stata anche da sindaca, quando tu dai opportunità ai giovani, dicevi tu prima, di stancarsi, di non annoiarsi, di avere cose da fare positive, dal volontariato allo sport ad azioni proprio di crescita personale, non c'è tempo per, come dire, però, trovare... Luisetto, mi scusi se faccio questa parentesi, io ho aperto con fiumi di parole e noi da anni sentiamo fiumi di parole, ma non vediamo concretezza, Luisetto. Tutti i politici che io invito, da destra a sinistra, più o meno onorevoli, senatori, sindaci, consiglieri, ma in realtà poi mi trovo con un pugno di mosche in mano perché rimaniamo fermi. È là il problema che io voglio invece partire. Adesso è partita la scuola, perfetto. Chi si comporta male, 8 ore di scuola. Che poi oltretutto farei fare letteratura, che ne fanno pochissima, perché la letteratura impari, con la letteratura ti fa anche crescere, ti fa capire l'importanza dei valori, della sessualità, di tutte queste cose che sono fondamentali per la crescita del ragazzo. Ma non si fa, Luisetto, dovete muovervi, dovete agire. Infatti, tutti secondo me... Corrado, cosa vuoi dire? Sentiamo anche Corrado Carpentieri. Sì, salve, buongiorno. Noi riscontriamo questi problemi anche noi, perché purtroppo la nostra target di clienti è dagli 0 ai 99 anni e individuiamo in quel target lì magari fino ai 15-16 anni, 17 anni al massimo. Il problema, sono veramente difficili da gestire e non si capisce il perché dopo un anno o due dopo, come comunque ha detto anche la signora, cambiano i ragazzi, forse perché capiscono qual è giusto, cosa è sbagliato, però adesso non c'è, si vede che nessuno gli riesce a far capire il valore del divertimento semplice come dello stare insieme. Se con te l'altra sera ti hanno detto siamo venuti qui per stare assieme, per cercare la compagnia, perché non esistono più le grandi compagnie come una volta noi avevamo il cellulare, ci si trovava in 200 davanti alla chiesa per andare alle fiere, adesso neanche col cellulare si trovano, poi arrivano lì e cercano di scazzottarsi, ma perché? Ma a quale senso? Al posto che stare insieme e divertirsi c'è un sacco di belle ragazze, ci sono le giostre, ci sono i passatempi e poi giustamente bisognerebbe partire dalla scuola. La scuola, dopo scuola, non vai bene, stai ancora qui, non hai niente da fare, si fa dello sport e poi c'è il divertimento, magari nel weekend. Però adesso così forse sono troppo abbandonati questi ragazzi, non lo so, non lo so il problema. Ma soprattutto hanno, a mio avviso, Luisetto, un'energia, perché pensate a quell'età là, le abbiamo provate tutte, non è che scopriamo un mondo nuovo, attenzione, le bande ci sono sempre state, le scazzottate non ne parliamo, ci sono sempre state, solo che loro hanno la fortuna e la sfortuna di avere questi social che, come dice Luisetto, ingrandiscono talmente tanto il problema, li fanno diventare protagonisti, che è quello che vogliono, perché loro vogliono essere, quei pochi vogliono essere protagonisti, sanno che si faranno del male, ma essere protagonisti, l'adrenalina che provi, il farti vedere dagli altri come un mito,
funziona male perché questa energia in maniera negativa che la tirano fuori, la dobbiamo tirare fuori in maniera positiva. E chi può fare questo? Lo sport, la disciplina, le regole che possono essere trasmesse anche all'interno della scuola. Perché Luisetto, io ho ragazzi che la famiglia non esiste, esiste. Io ho un professore che è 3 anni che non vede i genitori di questo ragazzo e li ha richiamati tantissime volte, non si presentano. Allora la scuola non può farcela da sola se voi non la supportate anche economicamente, perché diciamoci la verità. Allora lo sport diventa sempre più caro, adesso si paga anche il calcio, non so. Se qualcuno sta, però dopo pensiamo alla pista da bob, quella è importante, quella è il villaggio, quello è importante. Invece di pensare invece al bene dei nostri ragazzi, alla comunità, a quello che serve nel territorio. Ecco, anche qua l'opposizione, a mio avviso, dovrebbe fare le barricate in questo. Perché se no mi domando, se tutti dicono ma l'opposizione non serve, non contiamo niente, non ci ascoltano, non andiamo da nessuna parte. No, Prego. però c'è da dire una cosa, è vero che siamo pochi, nel senso che sappiamo i numeri quali sono, ma questo non significa che l'opposizione non abbia una responsabilità importante. Si cresce anche attraverso le critiche e attraverso il confronto. Sulla pista da bob, l'hai citata, ma è giusto dirlo, a nostro avviso è uno scempio spendere centinaia di milioni di euro per una infrastruttura che dopo rischia di diventare una cattedrale nel deserto e che ne costerà altrettanti di manutenzione. Questi soldi, ad esempio, sono soldi che non possono essere utilizzati e buttati via in questo modo. Stavo dicendo prima, è giusto, la scuola non può essere lasciata da sola e neanche le famiglie da sole. Allora serve un patto tra agenzie educative in cui la politica deve fare la sua parte. Le dico una cosa, Mirella, in Veneto mancano 13 milioni di euro per garantire le borse di studio agli studenti universitari che sono già vincitori, che sono già assegnatari. Una delle grandi battaglie che stiamo cercando di far capire alla maggioranza, alla giunta regionale, è che questi soldi sono soldi che danno opportunità ai giovani. Certo, i ragazzi all'università sono già un po' più grandi rispetto alle gang di cui parlavi tu adesso, ma sono giovani che hanno diritto a queste opportunità e che se si stufano perché qua non possono avere gli stessi diritti di altri vicini di casa di altre regioni, se ne vanno. Entro il 2050, è una statistica fatta dalla Regione del Veneto, noi perderemo 1 milione di abitanti e saranno soprattutto giovani che decideranno di andare in altre regioni o all'estero, ma anche in altre regioni, perché basta andare a studiare in Trentino o in Emilia-Romagna, dove le opportunità sono diverse. Dunque, qua non si tratta, e lo dicevi bene, di destra e di sinistra. Quello che continuiamo a dire è che, 1, bisogna investire sulle giovani generazioni perché restino qui, perché trovino opportunità e soprattutto perché ci stiano bene qui, crescano in modo sano, positivo, trovino stimoli positivi per incanalare le energie. Aspetti che la interrompo perché sennò mi cade la linea. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, numero 1 questa mattina. Vladimiro, ciao. Ciao, no, mi permetto di anticipare Rinaldo perché tra un po' vado da dentista che mi farà un sconquasso in bocca per poter parlare finché posso parlare. Vai Vladimiro. Sono tenace, sono del bis del Rovigo, quindi non cado. Però buongiorno, volevo fare una considerazione, una domanda alla signora Luisetto, no? Memore di una telefonata fatta in periodo pre-Covid. Allora, qualche anno fa la Regione Emilia-Romagna, con Bonazzini Presidente, ha presentato una richiesta di autonomia differenziata presentata al Ministero competente, una richiesta fatta bene, cioè dal loro punto di vista, certo, però con 15 materie e soprattutto che riconosceva il valore dell'autonomia e dell'autonomia differenziata. Ogni regione, ogni realtà ha una sua caratteristica. Cosa succede? 2 o 3 anni dopo vediamo che il PD in Veneto fa una proposta di autonomia che si ferma a 6 o 7 materie, ma soprattutto, ascoltando molti componenti, colleghi della signora Luisetto in Regione Veneto, contesta alla radice proprio il concetto di autonomia differenziata. Allora mi chiedo alla Luisetto, perché penso che sia la persona più indicata a questa domanda, ma da allora ad oggi, cos'è che è successo per fare sì che l'autonomia differenziata che andava bene qualche anno fa sia ridotta come richieste, ma soprattutto che venga a contestare alla radice
il concetto di differenziato, di differenziazione tra una realtà locale e un'altra, cioè è cambiare il concetto, la concezione delle persone del partito del PD, e si è sorpreso, perché io mi chiedo ma cosa è successo in 2 o 3 anni per fare sì che una richiesta di 15 materie come che era stato fatto a Bologna, e che mi sentivo che molte persone, colleghi del signor Luisetto, andava bene in Veneto, è troppo grande e comunque non deve essere differenziata, ma che deve essere che tutta l'Italia deve partire in maniera uguale. Cioè è cambiare il modo di ragionare, ma non capisco perché, oppure è un discorso di congiuntura politica, per dire in parole povere, che sei la Ellie Schlein, che non vuole sentire parlare neanche per sbaglio di autonomia, e quindi tutto il partito si adegua. Mi ricordo, e dopo chiudo, la signora Chiara, che ha come autonomia, diceva che anche il PD delle regioni, anche il PD deve diventare un partito federale, cioè ogni regione deve avere la sua autonomia anche nel PD per gestire in maniera locale la politica regionale. Mi pare che quello che mi sento adesso, io non sto contestando l'attuale proposta del PD delle 6 o 5-6 materie, contesto proprio il criterio che si sta portando avanti. Se mi può spiegare in 2 secondi, perché mi ricordavo di una grandissima entusiasmante quasi Chiara Luisetto sull'autonomia, e mi ritrovo la signora Chiara Luisetto che pare che sia un po' schiacciata su questa materia dai suoi colleghi. Grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro, Grazie, prego Vladimiro. Luisetto. Beh, intanto sono contentissima di aver ritrovato Vladimiro, perché avendo fatto altro in questi ultimi 3 anni ed essendo entrata in consiglio negli ultimi 3 mesi, non avevo più avuto modo di incrociarlo ovviamente nelle trasmissioni, quindi lo saluto veramente col cuore. Allora, il tema dell'autonomia è un tema che sappiamo quanto ai veneti stia a cuore e quanto sia stato utilizzato però anche come bandiera senza portare nessun risultato fino ad ora. Governi di destra, governi comunque che hanno sottolineato l'importanza dell'autonomia, ministri di ogni sorta e specie, e poi in realtà i risultati non si sono avuti. Io sono ancora convinta che il Partito Democratico sia un partito federale, perché lo abbiamo scritto nello statuto che c'è il rispetto diciamo di ogni territorio e delle specificità che i territori possono dare. Credo che pensare ad alcune materie, la riduzione delle materie non è una riduzione dovuta secondo me a un credere meno a un concetto di importanza territoriale e di governo del proprio territorio, ma è dovuto al fatto che vediamo quanto sia difficile la gestione delle risorse, ed è bene che si facciano e si gestiscano su ciò che si sa fare. Allora, ho fatto l'esempio prima delle borse di studio, penso al sociosanitario, penso all'istruzione, visto che stiamo parlando di ragazzi, no? Fare l'autonomia, ad esempio, in materia di scuola per me è sbagliatissimo, perché è necessario che ci sia un orientamento nazionale e anche una responsabilità nazionale nei programmi della scuola e in come vengono gestiti e come vengono concretizzati. Quindi ci sono materie che a mio avviso vanno lasciate a livello nazionale e materie su cui, ad esempio, una sburocratizzazione, una gestione più agevole del proprio territorio è giusto che si ragioni a livello regionale. Il Partito Democratico ha maturato una posizione di autonomia che non passa da differenze estreme tra una regione e l'altra, perché questa proposta di legge che c'è sul tavolo oggi è una proposta di legge di autonomia differenziata che non sta in piedi, ma questa non in generale l'idea di avere una parte di governo del proprio territorio nelle proprie responsabilità. Quindi la mia posizione resta quella che era l'ultima volta che ci siamo parlati, e cioè quella che è giusto che alcune materie siano affrontate a livello regionale, però bisogna saperlo fare. Purtroppo, e lo dico, è il mio ruolo da opposizione, ma anche una mia convinzione seria per come vedo che stanno andando le cose, non mi sembra che siamo in grado di gestirci da soli alcune cose ad oggi, perché chiederlo è giusto, saperlo gestire è un'altra cosa. Allora, quando ad esempio si fa il sindaco, si sa che si può gestire ciò che
è nelle forze, nelle sostanze del comune e ciò anche che fa bene ai propri cittadini. Per fare queste tre cose bisogna agire, secondo me, però, politicamente Luisetto, in modo scusi, diverso. Il cittadino come riferimento non ha voi consiglieri regionali, ha il sindaco, ha gli assessori. Certo. Arrivare in regione è un dramma, è inutile che ce la raccontiamo e ce la diciamo. A parole è tutto facile, ma è difficile per un cittadino normale arrivare in regione con i suoi problemi, perché No, si suona il sindaco. Dovrebbero essere là le risposte, perché i sindaci non hanno la coperta grande, hanno un fazzoletto, anzi un coriandolo ultimamente, con tutte le richieste che ci sono. Pensi che si stanno aprendo ancora banchi alimentari, è come fosse un fiore all'occhiello, invece che è un degrado sentire della società, sentire che aprono nuovi banchi alimentari. Allora ma andiamo questo a vedere succede, anche questo Mirella. video delle fiere di San Luca, almeno ci addolciamo un po'. Apertura fiere di San Luca, andiamo a vedere. Bene. Oddio al divertimento. Vai. Sulle notte della banda, i passi delle giovani maggiorette, le fiere di San Luca riaprono i battenti anche quest'anno, baciate da un caldo sole d'autunno. Profumi di nocciole caramellate, frittelle, luci e colori sfavillanti e poi gli inconfondibili rumori. Tra trampolieri e pagliacci riaprono in questo anno così difficile, con i costi alle stelle, ma con i migliori auspici. Le aspettative sono buone, la gente credo che risponda e niente, siamo pronti al divertimento. Ringrazio gli organizzatori perché poi dietro a questo divertimento c'è un esercito di persone che lavora. Ricordo che hanno passato anche loro un periodo molto complicato, lo spettacolo viaggiante è uno di quei settori che ha più sofferto con la pandemia e quindi è un nostro dovere oggi sostenerli divertendoci e venendo a trovarli. Situazione pesante con rincari anche del 250% che ha costretto alcune attrazioni a ritoccare i prezzi di 50 centesimi, 50 anche per le frittelle che passano da 3 euro a 3,50 euro. Avete aumentato i prezzi quest'anno? Purtroppo sì, in base ai costi un pochino siamo stati obbligati. In un certo senso. E farcita invece che 4,50 ecco. L'anno scorso era 4, pochissimo insomma, un piccolo rincaro anche noi l'abbiamo avuto. Sì, abbiamo cambiato. Quanto era l'anno scorso? Era 2,50. Quindi 50 centesimi per far fronte agli aumenti. Sì. Una porzione di patatine fritte? Costa dai 3 ai 4 euro. Dipende dalla dimensione, 5 euro anche. Aumenti, ma non per tutti. No, direi che stiamo riuscendo a mantenere i prezzi dell'anno scorso, almeno ci proviamo perché capiamo che questo è un divertimento, non è l'essenziale, quindi dobbiamo andare cauti. Entusiasmo comunque palpabile, prime code alle biglietterie, ragazzini che hanno invaso Prato della Fiera ben prima dell'orario di apertura. E poi l'immancabile giro in giostra del sindaco Mario Conte, che questa volta sulla ruota panoramica ha invitato come compagno di viaggio la consigliera di opposizione Antonella Tocchetto. Salita della nostra giostra. Allora, abbiamo visto questo servizio Corrado Carpentieri dove fa capire l'importanza dell'energia elettrica per voi. L'energia elettrica che è alle stelle, perché là si basa la maggior parte del problema che avete, perché gira tutto con l'energia. Sì. Com'è la situazione? Ecco, cercate di contenere i prezzi, ma anche voi dovete sopravvivere, perché anche se avete dei numeri importanti, però i costi sono alti. Prego. Eh sì, d'altronde come tutte le cose, cioè come in tutti i settori, l'elettricità in questi anni ha fatto purtroppo coperta, nel senso che aumentando ha portato tutto all'aumento, ma non solo l'elettricità, anche l'occupazione suolo pubblico, tutto il servizio di asporto rifiuti, cioè tutto è aumentato perché al monte di tutto c'è sempre l'elettricità, perché tutto funziona con quella, è automatico, anche noi abbiamo dovuto adeguarsi ai prezzi. Cerchiamo di aiutare le famiglie con gli sconti, con gli omaggi, con tutto in modo da farli venire il più possibile. Infatti oggi ho portato anche per voi. Ecco così, qua, grazie Corrado, gentile. Delle fiere, grazie, in modo guardate che così i biglietti che andremo tutti alle giostre. Sì. Grazie Corrado da parte di tutti noi, prego. E, insomma, il fatto è questo, ecco, cerchiamo di far divertire la gente, logicamente capiamo che è un costo venire al Luna Park, però è un divertimento anche bello, insomma, all'aperto ci sta insieme, così. Infatti quello che ho notato, Corrado, è che la famiglia o la tradizionale che ci sono,
però è più sullo stand, nel mangiare. Poi il giro lo vedi esclusivamente ragazzini e ragazzine, ma di una bellezza, voi non vedete, erano talmente tutti preparati bene, non c'era una virgola fuori posto, perché loro si osservano molto, però la famiglia mangiava e poi andava a casa, mangiava le castagne, la frittella che è il dolce tradizionale, però vai a casa, cioè non è la famiglia che gira all'interno del Luna Park. E questa sicurezza anche con i costi che ha, perché i ragazzi vogliono salire in giostra perché le giostre più pericolose sono quelle che attirano di più, anche se l'autoscontro ho visto rimane il mitico, là sono, io li ho visti, là sono anche, ecco, attrae, vuol dire che questi ragazzi hanno la voglia di provare qualcosa che gli faccia veramente provare l'adrenalina. O sbaglio, consigliere? Lei dice, ci va in giostra quando va a questi Luna Park, ecco, sale su queste giostre bellissime, veramente incredibili. L'adolescenza ovviamente è stato il periodo in cui tutti quanti amavo molto gli autoscontri e le catene, che erano le mie preferite, e quindi il giro, però non ero tanto forte a prendere i premi, per cui mi orientavo sull'autoscontro. Adesso quei cervicaia sono un po' più complicati, però è sempre molto meglio. Sarebbe male che tutti i consiglieri andassero a fare un giro in giostra per forse schiarirsi le idee, un bel botto a qualcuno si che forse riesce a svegliarlo su questa sonnolenza che vediamo. Non le sembra che in questo momento, consigliere, visto che poi lei ci deve anche lasciare, ma la tengo fino a meno 10 ecco sì, perché so che poi lei ha un impegno, mi ha detto, che forse si sta pensando troppo alle poltrone europee, dimenticando i problemi che veramente ha questo territorio, il paese, cioè questo granchio blu che non ne posso più, fa su Ancarima. Sembra che il problema dell'Italia sia diventato il granchio blu, parlare, ecco, soprattutto invece dei servizi alle persone, perché è sbagliato, come lei diceva, minimizzare i nodi emersi. I nodi emersi sono i problemi che hanno le famiglie, che ha la popolazione. Prego, Luisetto. Guardi, io sono molto contenta di essere in commissione sociosanità, in 5ª commissione, sono entrata da poco, ma era un desiderio, perché essendomi occupata di sociale in questi anni per lavoro e prima da sindaca, essendomi sempre tenuta alla delega ai servizi sociali, credo che il nocciolo di tutte le questioni che noi dobbiamo affrontare sia proprio quello del far star bene le persone. Per far star bene bisogna affrontare il disagio e la solitudine che c'è, che è molta purtroppo. Lo è tra gli anziani, perché se pensiamo solo al fatto che per entrare in casa di riposo adesso, penso a Luisotto, quella di Vicenza o altre realtà del Veneto, bisogna avere un punteggio altissimo che ti danno nel momento in cui fanno la cosiddetta SVAMA, la visita per farti entrare in casa di riposo. Vuol dire che devi avere, la dico brutale, quasi un piede nella fossa per riuscire ad essere in struttura. Questo è ad esempio un problema, e finché l'anziano non entra è a carico totale della famiglia, che spesso non ce la fa, oltre ai costi. E poi c'è tutto un tema sociale di disagio, penso alla psichiatria. Allora, parlavamo dei giovani prima. Il Covid ha fatto enormi danni nell'ambito preadolescenziale e adolescenziale. Ci sono molte depressioni, situazioni di difficoltà che vanno viste e curate. Se pensiamo a quanto investe il Veneto nei servizi per la psichiatria, che non vuol dire soltanto le persone in struttura, ma proprio anche la presa in carico dei giovani e dei giovanissimi, perché prima si aiutano, meno il problema diventa cronico, meno il problema diventa difficile da gestire, no? Quelle depressioni, quelle chiusure a cui abbiamo assistito dopo il Covid ci sono ancora, sono silenziose, ma rischiano di scaricarsi sulle famiglie. Il Veneto investe meno del 3% del fondo sanitario, quando l'indicazione nazionale sarebbe di investire almeno del 5%. Questa è una cosa che continuiamo a denunciare. Lo dico perché europee o non europee, situazioni di corse alle poltrone, non si può dimenticare che il nocciolo di tutta questa questione, di come stiamo, di come sta il nostro Veneto, sta nel benessere delle persone, dagli anziani
ai più giovani. Ma vede Luisetto, come si diceva prima, però, ma non si va avanti perché le liste di attesa aumentano, perché le strutture per andare in queste RSA non ci sono poche rispetto a una popolazione che sta invecchiando, perciò noi continuiamo a spostare il problema senza risolverlo. Là il problema, guardi, i ragazzi non trovano appartamenti, sono con le tende perché nessuno ha pensato a costruire gli ostelli, a queste case per gli studenti, eppure io ho avuto l'assessore di Lignano che mettono a disposizione anche gli alberghi, le stanze degli alberghi nel periodo invernale, dove gli alberghi sono chiusi e magari le stanze sono a disposizione, perciò vede che il privato specialmente sta cercando di dare delle risposte. Esatto. Ma deve essere supportato da voi, il problema perché da solo non ce la fa. Prego. Sono d'accordo. Io ho presentato la settimana scorsa un'interrogazione all'assessore Donazzan, ad esempio, perché a Vicenza c'è uno studentato che avrebbe 60 posti letto, lo studentato San Silvestro. L'anno scorso in Consiglio regionale hanno approvato una mozione in cui tutti d'accordo, bisogna partire coi lavori, bisogna farlo trovare pronto per l'anno prossimo, ed è ancora chiuso con 60 posti letto che per i ragazzi sarebbero oro colato. Allora, la responsabilità del sociosanitario, ad esempio, di cui parlavamo prima, è totalmente della Regione del Veneto. Non è nazionale certamente per una serie di aspetti, ma il bilancio della Regione è 3/4 in sanità. Quindi non è che il problema si può dire che è colpa di qualcun altro. Bisogna decidere se si ritiene che la salute dei veneti sia la prima cosa, salute fisica e psicologica, oppure se si ritiene che è meglio fare la pista da bob. A me dispiace banalizzarla. Però... perché purtroppo mi continuano a mandare in sovrappressione la pubblicità, devo andare assolutamente in pubblicità. Scappare. 5 minuti la tengo dopo, poi la mando via, ci salutiamo. Va bene, pubblicità. Va bene. Il Partito Democratico Veneto entra nello specifico degli emendamenti, quasi 200, presentati al disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Modifiche puntuali, concrete di merito, ha ribadito oggi il segretario regionale. Le risorse finanziarie devono esserci, devono essere approvate con una legge di bilancio e devono essere collegate ai LEP, cioè ai livelli essenziali delle prestazioni che garantiscono l'uguaglianza dei cittadini in tutto il nostro territorio nazionale. Serve il coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale e soprattutto, spiega Martella, non è possibile realizzare l'autonomia con tutte e 23 le materie. Il titolo quinto della Costituzione andrebbe rivisto, ma è nell'articolo 8, quello che riguarda le clausole finanziarie, che si concentra la critica più forte del PD al disegno di legge Calderoli. L'abbiamo invece ricondotto ad alcuni aspetti. Primo, si individua qual è la risorsa che serve per garantire l'esercizio di quella funzione trasferita eventualmente alla Regione il primo anno. Gli si dà alla Regione i soldi corrispondenti per l'esercizio di quella funzione. L'aspetto centrale qual è? Che negli anni successivi per quel tipo di funzione si fa la verifica su tutto il territorio nazionale e si riadegua l'aliquota. Mi rendo conto che è un aspetto molto tecnico, ma dietro agli aspetti tecnici si nascondono poi appunto i diavoli che distribuiscono in modo diverso le risorse finanziarie in un paese come il nostro che purtroppo è fortemente indebitato. Definire i LEP è fondamentale, insiste il PD, per definire l'uguaglianza dei cittadini in tutto il nostro paese. Non vogliono semplicemente fare ostruzionismo all'autonomia di Calderoli, ma costruiscono, disegnano un impianto alternativo per un'autonomia che sia realmente possibile questa volta e che sia realmente cooperativa, cioè tenga conto della necessità di garantire a tutti i cittadini le medesime prestazioni sociali e civili, e cioè di garantire la coesione territoriale. La replica ai Dem arriva con Alberto Villanova. Il Partito Democratico si arrampica sugli specchi pur di far impantanare la riforma nelle paludi romane, ma arrivare a chiedere una nuova legge costituzionale significa non conoscere neanche a fondo la materia, ha detto il presidente dell'intergruppo Lega Liga Veneta.
Abbiamo in linea Raffaella da Paese, che mi fa molto piacere che abbia preso la linea. Speriamo che magari con Chiara Luisetto riesca a risolvere magari questo problema che ha da anni questa bambina, questa ragazzina che non riesce ad andare a scuola perché manca ancora quest'anno l'insegnante di sostegno, questa mamma che ha adottato 3 ragazzini, non li ha divisi, si ritrova con una ragazzina che sta crescendo di 12 anni che non riesce ad andare a scuola perché non parla, sente ma non parla. Ha vinto 2 ricorsi al TAR Luisetto e non va avanti questa povera famiglia, questi genitori meravigliosi. Prego Raffaella. Raffaella? Pronto? È caduta la linea, prova a vedere se riusciamo a riprendere la linea. Allora, cosa ci dici in merito al servizio che abbiamo visto e sentito, in merito anche a Vladimiro che aveva chiamato, ma soprattutto, ecco, capire che non andiamo da nessuna parte, Luisetto. Questi sono i problemi che hanno certe famiglie, certi genitori, lasciati da soli nonostante 2 ricorsi al TAR vinti. Prego Luisetto. Io faccio quest'ultima battuta, poi purtroppo davvero vi devo lasciare, però davvero, allora sul servizio rispetto all'autonomia era un po' quello che dicevo prima, cioè è fondamentale che sia un'autonomia seria, un'autonomia che dia le risorse, un'autonomia che si realizzi davvero, perché sono anni che ne sentiamo parlare, anni che i veneti si sono espressi, ma i risultati finora sono stati 0, quindi materie che concretamente siano gestibili, un fondo chiaro, con risorse, come diceva Ivo Rossi nel servizio, che si riveda negli anni successivi in modo che ci sia chiarezza e rispetto tra i cittadini, tra le opportunità dei cittadini, che non ci siano di serie A e di serie B come purtroppo molto spesso succede. Quello che mi diceva adesso è purtroppo un altro esempio, mi piacerebbe anche approfondire la questione del perché e di che cosa sia successo a questa famiglia. Però ci sono situazioni di solitudine e di disagio che si scaricano, ed è quello che dicevo prima, sulle famiglie. Per carità, ci sono responsabilità a diversi livelli, ma la Regione non può esimersi Aspetti Luisetto, perché abbiamo recuperato Raffaella e ho piacere, casomai poi vi cambiate i numeri, vi darò i Molto numeri volentieri. Perché ci tengo troppo a questa storia, Luisetto. Vai Raffaella, ciao. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i tuoi ospiti. Colgo l'occasione per porre una domanda e un'informazione a chi rappresenta la 5ª Commissione in Regione Veneto, premettendo che non ho nulla contro la persona, però volevo renderla informata che la situazione dei ragazzi speciali, soprattutto chi non parla e non sente e utilizza la lingua dei segni, è un perfetto disastro. Ci sono mancate risposte. Io personalmente ho dovuto fare una via legale al TAR per ben 2 volte contro il Ministero dell'Istruzione. Purtroppo continuo a contattare e a scrivere anche alla 5ª Commissione e con molto rammarico continuo a, raccogliere aria e non servizi. Ci sono apparenti servizi, ci sono famiglie che soffrono, ci sono disabili e ragazzi speciali che soffrono. Non c'è una risposta a livello di lingua dei segni nel territorio, però dobbiamo essere fieri come Regione perché abbiamo l'unica legge a livello nazionale fatta perfetta. Purtroppo non c'è risposta nel territorio. Io spero possa esserci un confronto perché la mia è una voce di lacrime e dolore. Se a me succedesse qualcosa, significherebbe che Lisa, mia figlia, andrebbe in una struttura dove anziché la lingua dei segni c'è molta probabilità che ci sia un farmaco. Questo non è possibile. Mia figlia è adottata. Spero che possa ascoltare questo, mi scusi, lancio di voce disperata e di lacrime. Grazie ancora Mirella e complimenti al referente delle giostre perché ancora una volta abbiamo trovato il divertimento anche lì come famiglie speciali. Grazie, arrivederci. Cara la mia Raffaella, un abbraccio a tutti. Prego Luisetto, poi le darò il numero di Raffaella perché questa storia deve essere risolta. Si parla del lingua dei segni. Io sono stata per lavoro e in realtà negli anni scorsi anche per impegno ho seguito una cooperativa che si occupa di disabilità sensoriale che era della provincia di Vicenza ancora anni fa. A Vicenza tutto sommato nella nostra provincia abbiamo un servizio dedicato alla disabilità sensoriale, ma so
che ci sono problemi su questo fronte, quindi ho piacere proprio di avere anche il contatto della signora Raffaella per capire, è chiaro, è una questione ministeriale come diceva, però se a livello territoriale si può fare qualcosa, per quanto possibile sono assolutamente a disposizione. Mi scusi, prima di mandarla via, io non devo essere fortunato di vivere in una regione rispetto a un'altra o un territorio rispetto, io devo avere quello che mi aspetta di diritto. Stiamo parlando di ragazzi speciali, vogliamo smetterla di dire ma nella mia regione funziona così, in altre regioni? La lingua di segni è arrivata nelle scuole, abbiamo l'università a Venezia, perché nella mia regione non viene applicato questo? Perché ogni volta... No, ma infatti è quello che diceva la signora prima, no? Che c'è una legge ottima ma che però non trova concretezza. Allora l'importanza secondo me di avere risposte chiare c'è. Purtroppo quando si parla di disabilità in questa regione si investe pochissimo, quando si parla di disabilità c'è pochissima attenzione. Allora perché le famiglie non vengano lasciate da sole, le strade sono solo due: o queste famiglie si organizzano tra loro e fanno tra virgolette lobby verso una regione, che però la seconda strada è deve ascoltare e deve provare a trovare soluzioni. Io non conosco la situazione specifica della signora, che ha un po' spiegato a grandi linee, ma vorrei approfondirla, perché se la legge c'è e i diritti ci sono, è giusto che vengano rispettati, soprattutto quando ci sono difficoltà. Ci teniamo molto, perché Raffaella è venuta tantissime volte a Sveglia Veneti, è stata seguita da Media Nord-Est in maniera particolare, perché è un caso di dobbiamo premiare questi genitori. Lei li ha accolti tutti e tre come tre figli, non li ha divisi, li sta cercando di dare a loro il meglio del meglio, ed è trattata in questa maniera perché la legge non è applicata, perché qualcuno non ascolta, perché quando vanno in certi uffici non sanno neanche cos'è la lingua dei segni, non sanno neanche cos'è l'università della lingua dei segni che c'è a Venezia, ma si rende conto come si deve lavorare. Grazie a Chiara Visetto che deve lasciarci, ma ci terremo in contatto. Grazie, allora andiamo a vedere Fiere di San Luca. Buona giornata e buon lavoro. Voti al divertimento. Vai. Sulle note della banda I Passi delle giovani maggiorette, le Fiere di San Luca riaprono i battenti anche quest'anno, baciate da un caldo sole d'autunno. Profumi di nocciole caramellate, frittelle, luci e colori sfavillanti, e poi gli inconfondibili rumori. Tra trampolieri e pagliacci riaprono in questo anno così difficile, con i costi alle stelle, ma con i migliori auspici. Le aspettative sono buone, la gente credo che risponda. Niente, siamo pronti al divertimento. Ringrazio gli organizzatori, perché poi dietro a questo divertimento c'è un esercito di persone che lavora. Ricordo che hanno passato anche loro un periodo molto complicato, lo spettacolo viaggiante è uno di quei settori che ha più sofferto con la pandemia, e quindi è un nostro dovere oggi sostenerli divertendoci e venendo a trovarli. Abbiamo Nadia in linea. Ciao Nadia. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Niente, volevo fare una lamentela. Allora, ieri per la terza domenica abbiamo avuto le strade bloccate per le maratone. Prima ha cominciato qua a Silea, poi ho cominciato un'altra che non so da dove fosse venuta, e ieri la mezza maratona. Hanno bloccato
tutte le strade da Treviso, in Viale Dalviano, praticamente Viale Vittorio Veneto, via Brigata Marche, sono andati a Carbonera, via Tiepolo, via Lanzaghe. Noi siamo stati chiusi fino a mezzogiorno, ma è giusto, senza essere avvisati. Ormai siamo stanchi 3 domeniche, tutte le mattine di domenica, che organizzano meglio e fare magari i cittadini devono muoversi. Anche adesso che ci sono le fiere, al mattino non sarà andato poca gente perché era tutto bloccato. Era bloccato il PUT, era bloccato verso la stazione, insomma bisogna anche vedere dove e come che si può fare e anche visitare la cittadinanza. Grazie, buongiorno, arrivederci. Hai fatto benissimo, Nadia, a dirlo, anche perché abbiamo dei posti meravigliosi, penso solo al Parco dello Storga, quanto grande è, la Ristera stessa, cioè organizzare in maniera diversa, non bloccare tutto, non sarebbe male, ha ragione Nadia, perché qualcuno ci deve spostare, specialmente se non sono stati avvisati. Sai che la tua lamentela andrà a chi di dovere, perché è giusto sentire anche queste cose. Prego, Corrado, cosa vuoi dire? Hai sentito anche tu questo blocco domenica? Domenica mattina sì, però è già anni, diciamo, che la mezza di Treviso blocca la prima domenica di apertura delle fiere di San Luca. Effettivamente anche noi fino a mezzogiorno è impossibile arrivare, perciò non abbiamo visto molto pubblico. Chi è riuscito a venire a piedi dalla Restera logicamente ne ha beneficiato, gli altri bloccati in coda. Poi da domenica prossima sicuramente manifestazioni lì nei dintorni non ce ne sono, ci saranno solo le fiere che sicuramente congestioneranno il traffico, i parcheggi, però da quello che so, insomma, la polizia municipale si è organizzata e non dovrebbero esserci grandi problemi, speriamo. Dopo una cosa volevo dire, se la signora Raffaella giustamente vuole venire alle fiere di San Luca sarà la nostra. Sabato anche, sì? c'era sì, il marito, i figli, grazie comunque. Comunque grazie. Io gli faccio un invito che venga e passerà una giornata completamente ospite nostra. Che bello, insomma, che bello. Hai sentito almeno, Raffaella come ti è vicino anche Corrado Carpentieri, come presidente Luna Park anche noi. Di San Luca, anche perché meritano questi ragazzini veramente che hanno già sofferto abbastanza, ci mancherebbe, fai bene a dirlo. Corrado, l'ultimo appello che vorresti fare proprio in merito alle baby gang, ecco, cosa vorresti chiedere anche a questi genitori, ecco, perché poi diventa un problema per tutta l'organizzazione, perché non è che puoi essere dappertutto in qualsiasi posto e loro sanno benissimo dove andare a parare, nascondersi. Le vie di fuga ci sono, perché basta che escano tra le vie del Sile, che poi escono, io lo conosco molto bene, perciò sanno benissimo dove scappare per non essere acciuffati. Che appello vuoi fare questa mattina? L'appello è quello sicuramente delle famiglie, bisogna che le famiglie, perché io ho 4 figli, tutti e 4 che cerchiamo dalla mattina, dal più grande che ha 24 anni, il più piccolo che ne ha 5 anni e mezzo, tutte le mattine le solite cose, mi raccomando qua, mi raccomando là. È difficile, il lavoro del genitore penso sia il più difficile sulla terra, cioè non ce ne sono lavori così difficili e il risultato lo si vede col tempo. Le fiere sono un divertimento pulito, bisogna venire lì, stare in compagnia, cercare la compagnia, cercare l'amorosetta, ridere, divertirsi, non sicuramente baruffare, assolutamente. Perciò noi ce la mettiamo tutta, diamo la massima ospitalità, hanno bisogno di qualsiasi cosa, possono venire a chiedere perché abbiamo tutti i ragazzi, gli steward a disposizione, abbiamo il servizio di sicurezza, il servizio dell'ambulanza, cioè abbiamo tutto, perciò venire alle fiere per far baruffa, per creare scompiglio, fare un luogo che non è più bello, non è giusto, perché rovina il lavoro nostro, il lavoro delle forze dell'ordine che sono impegnate per 17 giorni dalla mattina fino a notte inoltrata, e poi le famiglie, perché uno viene lì, la famiglia viene per divertirsi e stare in tranquillità e insomma si assiste a delle scene, magari non succede nulla, però assistere anche alla scena non è bello. Ecco, perciò ragazzi venitevi a divertire, non fate confusione, quello.
Grazie, grazie a Corrado Carpentieri, presidente Luna Park Fiere di San Luca. Darò il numero a Raffaella, se mi permetti, in maniera che eventualmente Raffaella si mette in contatto con te. Raffaella Buzioi, con questa famiglia meravigliosa che veramente sta cercando di dare il massimo supporto come genitore, ma anche come famiglia, una famiglia molto unita, a questi 3 ragazzi che li ha tenuti assieme, cosa non da poco, li ha portati a casa e ha creato loro questa nuova famiglia e deve essere assolutamente supportata. Grazie, grazie a Corrado Carpentieri, pubblicità. Allora io partirei proprio con questo video Adoces per capire l'importanza della persona che abbiamo in presenza, che è Alice Vendramin, presidente Associazione Donatori Cellule Staminali Emopoietiche, Bimbo Dona, Papà Dona, e questo è anche un motto bellissimo che la Presidente ha creato. Saluto anche Sebastiano Coletti, sindaco di Colle Umberto. Buongiorno sindaco, grazie anche a lei di essere con noi. Allora partiamo subito col video Adoces e poi commentiamo e sentiamo cosa ci racconta Alice Vendramin, la Presidente. E quando mi è stato proposto di aderire al progetto Bimbo Dona, Papà Dona, ho subito accettato perché mio figlio dona il sangue cordonale e io sono qui emozionato per l'iscrizione al registro donatori IBMDR. Questo sarà un dono che ci unirà per tutta la vita. Quando mi hanno chiamata per aggiornare i dati della mia cartella di donatrice di sangue cordonale e mi hanno proposto di iscrivermi al registro italiano donatori BMDR, ho subito accettato con convinzione. Sono molto contenta che i miei genitori alla mia nascita abbiano donato sangue cordonale, perché così hanno dato la vita a me e sperato con il loro dono di poter ridonare la vita a un bambino malato. Per questo invito tutti i giovani dai 18 ai 35 anni ad iscriversi al registro italiano dei donatori, perché se si è trovati riconosciuti compatibili non è necessario donare il midollo osseo, ma si donano le CSE tramite un semplice prelievo venoso in un centro trasfusionale. Diventa donatore anche tu. Allora, Presidente Vendramin, cosa ci racconta? Com'è la situazione? Si parla molto di denatalità, per voi è un grosso problema? Prego. Sì, allora noi facciamo, noi ci occupiamo intanto di promozione delle donazioni del sangue del cordone ombelicale, ma anche di iscrizione dei giovani per il registro italiano dei donatori IBMDR. Il sangue del cordone ombelicale e i giovani sono delle risorse preziose per i trapianti. I pazienti che possono beneficiarne sono pazienti con patologie molto importanti come le leucemie acute, le mielodisplasie, i linfomi, il mieloma e anche malattie di tipo genetico, ereditario, che però non guariscono con un semplice con le terapie tradizionali, la chemioterapia e la radioterapia. E c'è quindi bisogno di sostituire queste cellule malate che provocano la grave malattia con cellule staminali nuove di una persona sana. Le fonti importanti sono il sangue del cordone ombelicale, che soprattutto viene utilizzato in pazienti pediatrici, e il giovane che si è iscritto al registro italiano dei donatori.
Questi sono come si dice, gli obiettivi della nostra associazione. Per promuovere maggiormente anche questo tipo di donazione, la ADOCES organizza ogni ultimo martedì del mese un webinar che vede anche la presenza di esperti. Quindi abbiamo l'ematologo che spiega cosa sono queste cellule staminali, come devono essere donate, perché è importante incrementare queste risorse preziose presso la banca dati del registro italiano IBMDR. Poi c'è il ginecologo che accompagna la coppia durante il percorso della gravidanza e che può quindi sensibilizzare la coppia sia per donare il sangue cordonale sia per il papà ad iscriversi anche lui al registro, quindi facciamo doppio dono. Poi abbiamo la pediatra neonatologa che è la dottoressa Francesca Tormena della patologia neonatale di Treviso, che racconta che la raccolta del sangue cordonale è una procedura assolutamente sicura per la mamma e per il neonato, che non gli viene tolto niente, che il bambino quando viene raccolto il sangue cordonale è già in braccio alla mamma e quindi tutto avviene normalmente, no? E che quindi dopo che è in braccio alla mamma, dopo un minuto dalla nascita, viene raccolto questo sangue cordonale che è all'interno del residuo del cordone. L'importanza delle parole che sta dicendo lei devono essere recepite, a mio modesto avviso, dai sindaci. Tanto è vero che adesso chiedo a Sebastiano Coletti, sindaco di Colle Umberto, l'importanza di parlare alle famiglie. Perché sindaco? Perché siete l'unico riferimento che hanno le famiglie. Consultori pochissimi, se non veramente dimezzati, perché la verità è hai la fortuna di avere un consultorio, hai già fatto vittoria, ma soprattutto il messaggio che voi potete dare anche a queste associazioni che rappresenta Alice Vendramin, perché i cittadini seguono il loro sindaco. Il loro sindaco è una persona veramente amata e rispettata, tanto è vero che se semina bene, poi parliamo di semine, si raccoglie bene perché viene rieletto, ma soprattutto l'importanza di queste associazioni che stanno cercando di migliorare la qualità della vita a tutti noi. Prego, sindaco. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno ai telespettatori e alla Presidente. Allora, salto a pie pari, come dire, la questione se questo sindaco è amato oppure no. Colgo invece l'occasione per dire che queste associazioni come ADOCES, in particolare ADOCES oggi, sono veramente la parte più bella del nostro tessuto, della nostra comunità. La gratuità con cui le associazioni operano e la serietà con cui operano sono un riferimento per tutti noi. Quindi io dico da sindaco veramente grazie per quello che fanno. Sono instancabili, tessono la tela quotidianamente, non si fermano di fronte a tutti i problemi, anche alle volte, lo diciamo, di natura burocratica, perché per far del bene molte volte poi ci si scontra con quelli che sono tutti i limiti. Penso che la Presidente potrà confermarmi questa cosa, e l'appello è sicuramente alle famiglie di donare, come è stato detto. La donazione in questo caso è sicura, fa del bene, quindi non ci sono motivi per non donare. Noi sindaci, io penso, parlo a nome di tutti e non ho problemi, siamo costantemente grati a questo tipo di associazioni e facciamo quello che possiamo, ovviamente, con le forze che abbiamo, con le strutture che abbiamo, però non dobbiamo assolutamente mollare e continuare su questa strada. Come ADOCES, come altre, io mi auguro possano trovare sempre maggiore seguito, e la Presidente, se vorrà, le porte del Comune di Colle per venire a parlare sono sempre aperte. Ecco, questo che voglio fare io questa mattina, e lo faccio tutte le mattine con la mia trasmissione, è di unire, perché voi non avete idea che se il messaggio parte dal piccolo,
è molto facile che arrivi al grosso, perché funziona così, non c'è niente da fare. Allora, se tutti i sindaci si uniscono nel coinvolgere i loro abitanti a seguire, a capire, a dare informazioni su quello che può essere utile, io sono convinta che abbiamo fatto dei passi da gigante. Oltretutto non costa niente, sindaco, perché non c'è da impegnare soldi, ma soprattutto impegnare ascolto in questa prima fase, ascolto a queste famiglie di donare. Prego Presidente, come commenta? Allora, io devo ringraziare ANCI Veneto e tutti i sindaci che hanno accolto questo progetto lo scorso anno, lo stanno patrocinando. Abbiamo un'ottantina di comuni che promuovono ogni mese il nostro webinar mensile e si sono resi disponibili a collaborare perché la loro cittadinanza sia a conoscenza di questi incontri mensili che sono messi a disposizione da personale esperto sanitario e che coinvolge tutte le coppie che aspettano un bambino. Questo patrocinio e questa collaborazione di ANCI è veramente fondamentale. Ringrazio lei Sindaco perché voglio anche ringraziare il Sindaco, il Presidente di ANCI Veneto, il nostro Sindaco di Treviso, e quindi meglio di così questa cosa non poteva succedere. Voglio anche dire che la scorsa settimana abbiamo come si dice, organizzato una conferenza stampa presso ANCI Puglia a Bari perché anche loro hanno recepito la valenza sociale e sanitaria del nostro progetto e la Presidente, l'Avvocato Pascazio, lo sta facendo adesso questa attività che è stata fatta qua in Veneto, che è la capofila di questa progettualità con ANCI, lo sta facendo in Puglia. Quindi io sono grata ai sindaci che hanno già aderito, al Presidente, al nostro Sindaco del Marcon, perché ci sta aprendo la strada a questa nuova progettualità che è una progettualità comune. È importantissimo, signor Sindaco, lei sa che adesso tutto il sociale della Regione Veneto verrà trasferita negli ambiti territoriali del sociale. Io faccio parte anche dei piani di zona e ci stiamo lavorando per questo, perché mi occupo dell'area materno-infantile e bisogna veramente lavorare insieme affinché gli ambiti riescano a cogliere tutte le progettualità che sono presenti nei territori e che possano continuare a dare, nel mio settore dove mi occupo, a promuovere la cultura delle donazioni a tutte le prossime famiglie, alle famiglie che verranno, ai giovani che verranno, perché il progetto nostro non riguarda solo il papà dei 36 anni, no, è un progetto che noi ci siamo accorti che la donazione del midollo osseo, del sangue cordonale, delle cellule staminali è un tema ancora che è poco conosciuto e allora arrivare a, come si dice, a informare le coppie è una cosa importante perché durante tutta la vita possono avere... Che ho detto io, Perfetto. Presidente, cominciamo a fare informazione anche perché io seguo molto questi percorsi. Quando un sindaco organizza delle cose all'interno del proprio comune, la gente ci va. È la verità, Sindaco, siete gli unici che riuscite a far uscire dalle case le persone perché sono interessate ai temi che voi trattate in quel momento ed è molto importante quello che state facendo e soprattutto siete gli unici che hanno fatto squadra. L'ANCI è la dimostrazione e dovete farvi ascoltare. Prego Sindaco. Dico una cosa, la Presidente prima ha fatto riferimento agli APS. Ora molti probabilmente non sanno cosa sia, ma uno dei tanti acronimi, ambito territoriale sociale, è il futuro. Dobbiamo capire che solamente in rete, solamente mettendo assieme le risorse si possono raggiungere grandi obiettivi. Ormai questa è la spinta sia a livello statale ma anche regionale e stiamo lavorando molto a livello del sociale.
qui per quanto riguarda la nostra zona, Conegliano è il capofila e aggrega un buon numero di comuni e appunto mettendo assieme le migliori risorse si riesce a dare risposte a quelle che sono le esigenze dei cittadini e a portare avanti progetti come questo. Quindi il discorso, i principi portati avanti dalla Presidente mi trovo pienamente d'accordo. Sindaco, com'è la situazione del suo osservatorio? È un osservatorio importante dove sentite le esigenze del territorio. Ecco, ad esempio prima si parlava di solitudine con Chiara Luisetto, la consigliere regionale del PD, molta solitudine sia da parte dei ragazzi ma da parte anche dei diversamente giovani, in quel caso le famiglie. Forse sul paese piccolo si riesce a dare più risposte, ma io non devo essere fortunata, io devo avere risposte. Questa popolazione che sta invecchiando e che ha sempre bisogno di più di risposte immediate. Prego. Sì, allora è vero, nei paesi più piccoli diciamo che questa problematica si sente meno, perché ovviamente quantomeno le generazioni che hanno sempre vissuto a Colle sono legate tra di loro. Il discorso è diverso ovviamente per i giovani che si sono spostati e quindi non hanno vissuto magari 30-40 anni fa e hanno creato quei legami delle persone più anziane. Noi qui a Colle abbiamo 2 centri per la terza età, che in realtà poi sono ben di più che dei centri per la terza età, perché la partecipazione attiva di queste persone, io le dico, ci consente ogni giorno di portare i pasti caldi alle altre persone più bisognose. Sono fondamentali, quindi l'importanza di creare dei collegamenti e di fare in modo che queste persone si sentano importanti come effettivamente lo sono. Dopodiché si può discutere, si spazia, perché anche tutto l'aspetto dei più giovani va tenuto in particolare attenzione. Noi settimana prossima inaugureremo tra l'altro il centro giovani rinnovato, che ospita un 30-40 persone. Sono poche, sono tante, sono 30-40 persone che si trovano con degli educatori, e questa è una scommessa che noi amministratori dobbiamo portare avanti, perché solamente, come diceva prima lei Mirella, seminando bene che si potrà cogliere qualcosa di importante in futuro. Anche perché sono il nostro futuro questi giovani, non c'è niente da fare, cerchiamo, ne abbiamo pochi, ma almeno quei pochi, visto che vogliono l'attenzione, vogliono sentirsi dei protagonisti. Io penso che quello che ha detto lei, Sindaco, sia molto importante, perché è quello che vogliono. Io sabato, quando chiedevo a loro perché sei qui a Luna Park, che cosa ci fai? Per stare assieme e vedere altri ragazzi. Pensate, non mi hanno detto voglio salire sulla giostra, è un modo poi diverso per aggregare, ma il problema grande era che loro vogliono stare assieme ad altri giovani, a tanti giovani. E pensi, Sindaco, che una cosa che ho notato, forse l'ho notata solo io, perché no, l'ho notato in pochi, non avevano il cellulare in mano, Sindaco, perché erano tutti attratti da guardare, ecco, questa meraviglia che erano queste ragazzine bellissime, questo rumore, questa musica, e il cellulare non c'era nelle loro mani. Capite che forse riusciamo a toglierlo se li intrighiamo di più, se facciamo conoscere anche queste realtà, perché si fa fatica anche a entrare nelle scuole. Guardate, non è così semplice come si pensa, e 2 volte all'anno, 3, non è che risolviamo il problema del volontariato all'interno del mondo giovanile. Dobbiamo veramente fare veramente questi piani di zona dove lei fa parte, Presidente. Ecco, dica quello che sente dalla Mirella, che devono coinvolgere di più le scuole. Sono là i giovani che dobbiamo andare a prendere, sono là, non li troviamo in nessun'altra parte, sono là. E allora questo dovrebbe far pensare che dobbiamo cambiare anche il modo di comunicare e intrigare di più questo ragazzo. Quando sento, Sindaco, che i ragazzi intervistati da noi Media Nord-Est sui telegiornali dicono vogliamo un doposcuola più manuale, vogliamo una scuola che ci intrighi di più. Poi ho avuto Oliviero Toscani che diceva la scorsa settimana, che l'ho avuto ospite, ecco, anch'io quando andavo al liceo mi annoiavo, ma non ero io che mi annoiavo, era la scuola che era noiosa, era il liceo che era noioso. Cioè dobbiamo capire che anche i ragazzi vanno avanti, vogliono cose che li stimolano di più, anche materie nuove, a mio avviso, sì, didattica, ma non si può mica vivere solo di storia, geografia e matematica. Presidente.
ecco, potrebbero anche fare biologia, che allora... O sessualità magari. O anche sessualità. Una bella, farla studiare. O anche far conoscere, perché succede anche questo, no? Quando capita in famiglia una malattia, allora tutti corrono, tutti sanno di tutto e vanno anche a vedere magari su internet di come si possono curare questo e quello. Invece bisogna un attimo prevenire le cose, essere informati da prima, perché si tratta della nostra salute e del nostro futuro. Quindi sapere, quello che è bello del nostro progetto è che la famiglia che si costruisce, nasce un bambino, tu gli dici guarda ci sono malattie che colpiscono i bambini come il tuo che sarà sanissimo, pensa anche a loro, pensa che ci sono queste malattie che si possono curare grazie solo a una donazione. Questa famiglia, questa coppia si farà una domanda, dirà cosa facciamo? Lo doniamo sto sangue cordonale? Perché è chiaro che quando l'ostetrica fa l'anamnesi alla coppia deve chiedere i requisiti di idoneità della mamma, ma anche del papà, perché il sangue cordonale dopo deve essere perfettamente sano, quello che viene conservato a scopo di trapianto, no? E quindi anche questo momento di condivisione io credo che sia una crescita culturale verso la donazione molto importante, perché è una scelta fatta insieme, come quando si sono sposati. Io dico, sarà perché un pochino ci tengo e quindi è bello vedere questa coppia che viene assieme, viene a parlare con l'ostetrica, poi abbiamo tante foto di queste coppie che fanno la donazione. Lei continua a dire questa cosa bellissima, qua abbiamo volantini. Lo sa che se io non invitavo lei, io non sapevo di questa cosa, ma lo sa che io non sapevo niente di questa cosa e sono in un ambiente che dovrei sapere perché le informazioni arrivano. Lo sa che se io non la vedo qua, non la vedo da nessuna parte, Presidente, perché solo agli addetti ai lavori questa cosa non va bene. I piani di zona, l'ha detto il Presidente, per fortuna se ne parla qua, scusa Sindaco, e sappiamo cosa sono perché li invito a parlare di questo, ma a casa non sanno niente di questa cosa, ma neppure il mondo del volontariato, perché hanno diviso, Sindaco, perché anche là la politica è entrata e fai parte di questi gruppi se politicamente rappresenti qualcuno o qualcosa. Non lo dice lei, Presidente, non la voglio su questo, ma funziona così, perché io quando ho le associazioni di volontariato ospite, che le invito tutte, dicono ma io non sono mai invitata a questi tavoli, io non so neanche di cosa stai parlando, non mi è arrivato niente. Allora Sindaco, l'importante è anche del messaggio che voi potete dare anche voi come sindaci, perché è fondamentale, perché le associazioni di volontariato, il primo posto dove si incontrano, dove cercano di aiutare è il loro territorio e sono i sindaci. Prego Sindaco, poi sentiamo anche la Presidente. Va bene. Sì, allora Mirella, il percorso degli ATS è un percorso molto complesso, è un percorso dove obiettivamente la politica alle volte entra. Io ho la fortuna di essere un sindaco civico, quindi di non dover rendere conto a nessuno se non alla mia coscienza, e chi mi conosce sa che nei vari consessi dico sempre quello che penso, alle volte risultando anche un po' dirompente. Non credo che ci siano grandi alternative rispetto a quel percorso che si è intrapreso, un percorso che comunque sta cercando per quanto possibile di tenere legato anche le varie realtà del volontariato e associative, e sta a noi sindaci, sta a noi amministratori fare in modo che questi siano partecipi e siano in prima linea e non si stufino. Mi sta venendo in mente un altro verbo veneto che non userò nel partecipare ai nostri incontri, però questo, e da là non si torna indietro. Allora Presidente, prego. Allora, le associazioni di volontariato fanno parte di questi piani di zona intanto, no? No, alcune associazioni, sì, d'accordo. Sì. Bisogna stare molto attenti quando si parla, Presidente. Sì, sì. Alcune associazioni fanno parte dei piani di zona. E chi sceglie queste associazioni? Queste associazioni sono, come si dice, indicate nelle varie aree dall'associazione di Volontari Insieme, che raggruppa un po' tutte le associazioni che sono presenti nella nostra realtà provinciale. Le segnala al direttore generale dicendo in questa area anziani, questa area disabilità, eccetera, eccetera.
Poi in questi piani di zona sono suddivisi nei vari distretti, quindi abbiamo, non so, il distretto nord di Treviso, il distretto sud, il distretto di Asolo, distretto di Cone, i vari distretti, ok. E soprattutto nelle varie zone, area famiglia come dicevo prima, e si sta lavorando insieme con i consultori territoriali, con i capodistretti, perché tutte queste competenze che adesso sono nei piani di zona nel prossimo futuro dovranno essere recepite dagli ambiti territoriali del sociale, che saranno composti dai comuni, saranno proprio a carico dei comuni, che dovranno organizzarsi in modo da gestire tutte queste problematiche che verranno a loro carico. Non sarà più dell'ULSS, ma verrà destinato, perciò non sarà socio-sanitario, ma sarà solo sanitario. Abbiamo Mirko da Padova, vai Mirko. Buongiorno, buongiorno carissimo. Carissimo saluto sempre ai suoi ospiti. Ascolti, domenica scorsa a Padova ci sono state le presentazioni delle associazioni e camminando intorno al Prato della Valle ce n'erano un'infinità e che non conosci neanche perché non ti viene trasmesso la conoscenza di queste associazioni. E la domanda che mi facevo, ma queste associazioni che avranno persone che si impegnano anche indubbiamente, di cosa vivono? Vivono di sovvenzioni. Chi dà le sovvenzioni? Sono i comuni che danno le sovvenzioni. Perché? No. Perché come diceva lei, alla fine c'è sempre un ritorno politico. Cioè le associazioni sono assolutamente sempre, poi per un ritorno politico, cioè adesso lei mi dirà quello che vuole, però sinceramente non sai neanche dell'esistenza di tante associazioni. Se lei era in Prato della Valle, signora, c'erano più associazioni che quello che servono. C'erano delle associazioni, guardi, le dico, con delle caratteristiche inaudite. Io la sua associazione la ritengo importantissima, ma è questo. Poi mi permetto di dire l'ultima cosa, signora mia, mi perdoni se oggi sono stato un po'... No, tranquillo Mirko. Nella cosa, però io capisco la signora che è un po' sofferente, ma è la realtà, signora. Guardi che se andiamo ad analizzare nella profondità fanno sempre capo il fattore. L'ultima cosa, e poi non mi taccio per sempre, quando sento che una persona dice ma io sono civico, no, dietro c'è un apparato politico non indifferente, guardi, non esiste che un sindaco venga eletto se dietro non c'è un apparato politico, che poi lui non sia tesserato, ma dietro ci sono apparati politici, questo è fuori di qualunque colore siano. Mi perdoni e la saluto e chiedo scusa se ho disturbato. Ci mancherebbe Mirko, ognuno ha diritto di dire quello che pensa, quello che vede, quello che vuole anche dire, esprimere. Adesso sentiamo intanto il sindaco come commenta questa telefonata di Mirko da Padova. Prego sindaco Coletti. Poi lasci a me. Velocissimamente, parto dalla seconda delle cose. Sono la dimostrazione che si può essere sindaci civici senza avere nessun apparato, lo garantisco perché non ce l'ho, quindi alle volte può far comodo sicuramente far parte di un partito perché la linea di collegamento con i vertici è molto più dritta, diciamo. Io devo fare qualche telefonata in più, ma si può fare, è la dimostrazione e è anche la garanzia che si possa fare. La questione delle associazioni, mi permetto di dire che non è così. Che dopo esistano delle associazioni che possono essere considerate dei bacini di voti da qualcuno, ma come dire, la mela marcia nella cassetta c'è sempre, però vi assicuro che la maggior parte delle associazioni vivono solamente grazie al lavoro gratuito e al tempo che viene dedicato ai propri associati. A Colle noi nel nostro piccolo abbiamo ripreso dopo il Covid la giornata delle associazioni, proprio qui nel parco sotto il municipio, e adesso non mi ricordo il numero esatto, ma stiamo parlando di una quarantina di associazioni su un comune di 5.000 abitanti. Vi assicuro che l'associazione inutile non l'ho trovata, alle volte viene a domandarsi se le associazioni non possono collaborare di più
per poter dare un maggiore messaggio, questo sì, però ripeto, qui almeno non credo la mia sia un'isola felice, penso di parlare a nome di tanti sindaci del nostro territorio. Le associazioni stanno in piedi perché stanno in piedi con i volontari. Io sono stato recentissimamente, qui abbiamo un'associazione, preferirei non far nomi, ma più che altro per non scontentare nessuno, un'associazione di veramente potente, quasi sconosciuta, che movimenta centinaia di migliaia di euro negli ultimi anni, e vi assicuro il bilancio che ha presentato era qualcosa che nemmeno il procuratore della Corte dei Conti avrebbe potuto dire alcunché. Quindi ci sono associazioni veramente che sono l'eccellenza del nostro territorio, lo dico per tranquillizzare il telespettatore a casa. Allora, Presidente, prego. Allora, parlo per quanto riguarda l'associazione ADOCES di Treviso, che opera da 30 anni in convenzione con l'ospedale, con l'azienda ULS 2, e quindi noi siamo tutti i giorni presenti in ospedale. Lei non riceve soldi da nessuno? No, io i soldi li ricevo dalla Regione Veneto, perché noi presentiamo i nostri progetti. Ecco, presentiamo i progetti nel bando della Regione Veneto, che ci sono stati anche negli ultimi 3 anni tutti finanziati. È chiaro che non è che si possano finanziare tutti. Per esempio, nell'ultimo che abbiamo presentato il progetto è stato ammesso al finanziamento, però sono finiti i soldi. Forse ne arriveranno, però diciamo che le associazioni non si muovono con finalità, soprattutto nel campo sociale e sanitario, se non sono collegati all'ospedale, all'azienda, ai consultori, perché noi lavoriamo anche con i consultori territoriali dove operano le ostetriche per la promozione, ovviamente durante i corsi di preparazione alla nascita, e noi presentiamo dei progetti che vengono approvati sia dalla Regione sia dall'azienda. Noi lavoriamo anche in provincia di Belluno con l'ULS 1 Dolomiti, quindi presso sia l'ospedale di Belluno sia a Feltre, poi presso l'ULS orientale, l'ULS 4, poi a Rovigo, l'ULS Polesana, quindi abbiamo un bacino molto ampio, tutti con progetti e convenzioni sottoscritte dalle varie aziende, perché anche il personale che noi abbiamo, ma anche i volontari, devono essere formati dai medici, perché devono rispondere correttamente. Sì, però vede, Presidente, lei ha ragione, però lo dico anche al Sindaco. Non si può dire che il mondo del volontariato non è finanziato, perché non c'è trasparenza, Sindaco. È finanziato una parte del mondo del volontariato. Allora sarebbe utile, visto che c'è un elenco regionale di chi riceve questi soldi, quanti soldi e come sono, che questo elenco fosse spiegato pubblico alla cittadinanza. Non devi andare in internet a vedere, no, tu Sindaco, tu consigliere regionale, tu assessore regionale, tu presidente della regione, devi dare un elenco, visto che fa parte del bilancio, delle associazioni di volontariato che tu finanzi, che tu dai i contributi. Perché ha ragione Mirko, se non si sanno le cose, come con le civiche, poi succede che anche lei, come ha spiegato molto bene, che fa parte di una civica pura, venga visto come sotto alla civica c'è qualcun altro. Perché purtroppo all'inizio le civiche, molte, si sono nascoste dietro i partiti. Siccome il partito non funzionava più, hanno emesso in piedi la civica, ma il cittadino che non è sprovveduto e non è l'ultimo della classe si era accorto che era il politico che faceva parte del partito, che sfruttava questo nome civica per rimettersi in gioco. Capisce qual è il problema, Sindaco, dove io mi sforzo di dire, di invitarvi, invito quasi sempre i sindaci, le associazioni di volontariato, perché non c'è trasparenza e comunicazione sufficiente per conoscere la situazione. I sindaci, anche loro, danno dei contributi a delle associazioni di volontariato, perché esistono, basta andare a vedere l'elenco. La regione dà il contributo a associazioni di volontariato, e adesso anche questo nuovo strumento RUTS, dove ha fatto veramente una scrematura, non so come, ci capiremo, perché al momento non è che sia molto chiaro questo minestrone un'altra volta che hanno fatto, che siamo là.
a capire il cittadino, e lei ride e mi viene da piangere, sindaco, perché non andiamo da nessuna parte, cambiamo solo i nomi e il minestrone diventa sempre più grande e anche meno appetibile, basta vedere le associazioni che hanno lasciato, che non sono riuscite a iscriversi per vari motivi, capisce bene che non si va da nessuna parte. Prego, sindaco. Allora no, io sorridevo per una cosa, perché chiamare Runz, cioè penso che una cosa più brutta di Runz non si sia mai sentita, ecco, per quello mi permettevo. No, ha fatto bene. Allora, il telespettatore, l'ascoltatore poneva un tema che è sicuramente un tema importante, che è quello della trasparenza e di capire dove vanno i soldi e chi fa cosa, ok? Perché purtroppo troppe volte abbiamo saputo successivamente che la finalità non era quella che era stata dichiarata inizialmente. Io faccio un appello, io ripeto, abbiamo una quarantina di associazioni, parlo di Colle Umberto, chi è più strutturato è riuscito poi ad iscriversi a questo registro unico del terzo settore, altri non sanno ancora bene come fare e questo poi va a involgere tutto, va dall'associazione di volontariato fino all'associazione sportiva. Allora bisogna avere il buon senso e bisogna avere la fermezza di mandare fuori quelli che non sono in regola, però diciamo con dei principi base, cardine, perché purtroppo quando noi si mette mano alle cose si crea l'ottimo, il perfetto e l'imperfetto. Nessuno può starci dentro fondamentalmente. Allora, Presidente, prego. Allora, come associazioni di volontariato, quando parlo per me, quando dobbiamo presentare i rendiconti alla Regione, non vi dico che fatica che facciamo compilare quei form là che devono essere precisissimi, perché i soldi che abbiamo ce ne danno solo una parte, ce ne danno solo l'80%, quindi il 20% lo deve mettere come minimo l'associazione. Però noi dobbiamo documentare ogni anno come li abbiamo spesi. Esatto. Corretto. E noi il bilancio poi lo mettiamo nel nostro sito anno per anno. Ecco. E secondo me questa è la cosa più giusta da fare, sempre da fare, perché altrimenti se non si pubblicano, se non si mette in evidenza quello che fai di volontariato, ma anche dei soldi che riceve, la gente non può non crederci. Esatto. Quindi questo è il nostro modo di operare, che ci viene chiesto anche dalla Regione, e così mi sembra una cosa molto seria, perché così rispondiamo correttamente a tutti, certo, anche dei soldi pubblici. Perché nessuno presentava i bilanci o molto pochi. Ecco, i bilanci non si vedevano mai, 1000 pagine, la ricerca del bilancio non c'era mai. Adesso abbiamo il sito, tutti hanno il sito, il sì, bilancio siamo obbligati, inserito nel sito, la Regione ha il bilancio delle associazioni, sono riusciti a iscriversi anche con grande fatica, come dice giustamente la Presidente, qua Agata Cicova, a mio avviso, ecco, parlare male si fa peccato, qualche volta ci si azzecca, per eliminare determinate strutture che a loro detta qualcuno era in più e non serviva. Qua è tutto da vedere, da verificare, se poi quelle eliminate magari sono quelle che davano di più di altre che sono state inserite. Ma basta, chiusa questa parentesi. Allora andiamo a vedere questo servizio, perché il tempo vola, ma devo farlo vedere perché è importante. Andiamo a vedere Mi illumino di meno di Colle Umberto e poi lo commentiamo. Ah, che bello. Questa sera Radio Caldaia aderisce a Mi illumino di meno, giornata nazionale per il risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Si moltiplicano le iniziative green nella giornata Mi illumino di meno, che coinvolge l'intera società, dalle scuole alle istituzioni passando per le radio, come nel caso di Colle Umberto con Radio Caldaia, nata nel 2020 in pieno lockdown, per mantenere quel legame tra i cittadini reso difficile dalle restrizioni legate alla pandemia. Per l'edizione 2023 la squadra dell'emittente radiofonica è pronta a stupire soprattutto i più piccoli. Questa sera cosa facciamo? Questa sera usiamo la lucicletta, che è una particolare bicicletta, ma facciamolo vedere subito. Come esempio? Pedala! Vai John! Portatelli poi facci! Accenderemo la luce dello studio e illumineremo tutto il parcheggio esterno. All'esterno della sede di Radio Caldaia verranno posizionate una decina di Dynamo Bike che con i loro fanali illumineranno il piazzale, pedalata dopo pedalata, con la collaborazione di tutti i cittadini a partire dagli studenti.
Questa sera dalle 18 alle 20 avremo tutte le scuole del comune di Colle Umberto, di Sarmede, Cappella Maggiore e Fregona, e verranno qui i ragazzi a raccontarci che progetti stanno attuando nelle scuole per la sostenibilità ambientale. Una bicicletta speciale per sensibilizzare sull'importanza di comportamenti responsabili a difesa del nostro ambiente sempre più malato. Sindaco, come commentiamo? Complimenti intanto, iniziative importanti che riguardano il territorio, la comunità, perché si inizia a parlare finalmente di comunità, ma se richiami la comunità c'è, non c'è niente da fare, basta chiamarli. Prego Sindaco. È una bellissima esperienza, nata proprio nel pieno del Covid per arrivare alle persone più lontane, era nato tutto per portare la Santa Messa nelle famiglie, da lì poi è nato un gruppo che tuttora sta portando avanti questa iniziativa con le scuole. Mi permetto, perché il servizio è stato molto esaustivo, questa sera proprio Radio Caldaia, che è questo nome di questa radio simpatico, bravo Sindaco, simpatica, perché è nata in un locale Caldaia, anche per questo era il motivo, era il locale Caldaia qui del municipio, pensi lei, questa sera partecipano a una bellissima iniziativa promossa da Marco Paolini, l'attore, sul Vaillance 23, quindi è un'iniziativa di teatro civile corale, e dove ci saranno le scuole, i ragazzi, dei attori, anche professionisti, che leggeranno questi brani tratti dallo spettacolo di Paolini in memoria del 60° della frana del Vajont, della grande tragedia del Vajont. E quindi è qualcosa che sta andando avanti, è un legame, questo Radio Caldaia, con le scuole, con la comunità, che mi rende estremamente orgoglioso. Tutti chi vorranno possono collegarsi www.radiocaldaia.it e si potrà ascoltare la trasmissione. Senta Sindaco, come ha vissuto queste 2 giornate di questo ricordo incredibile che bisogna fare, perché la storia è storia, di questa tragedia umana, 2000 vittime del Vajont? Qualcuno sapeva, pochi, a differenza di molti che non sapevano e sono morti. Ecco, questa comunicazione che non è arrivata per un business colossale, perché questa è la verità, la vendita da Save all'Enel della diga in fretta e furia, ma soprattutto infischiandosene della popolazione. Ecco, si è messo in piedi un business pazzesco e si è dato valore ancora una volta ai soldi. Ma questo sta avvenendo ancora adesso, Sindaco. Abbiamo delle infrastrutture che quando usciamo di casa dobbiamo farci il segno della croce che non capiti qualcosa. Io ho avuto dei sindaci la scorsa settimana che hanno detto: forse è vero, se facevamo qualche piazza in meno e pensavamo più alle infrastrutture, forse sarebbe stato meglio. Onestà questa, di sentire dire queste parole. Prego Sindaco. Guardi, per quanto riguarda il Vajont, io sono nato a Vittorio Veneto, quindi tutte le volte che andavo verso la montagna passavo lì a Longarone, dove tuttora ovviamente c'è questa diga, e i miei genitori mi raccontavano di questa tragedia, che pensandoci adesso, io ho 42 anni, quando ero piccolino non era poi passato così tanto tempo dalla tragedia del Vajont. Lì è stata l'uomo che pensa di poter riuscire a governare la natura, perché ormai pare abbastanza chiaro che tutti sapessero della problematica, tutti sapessero che il Monte Toc sarebbe sceso dentro nella diga, ma si pensava di riuscire a governare, che non sarebbe caduta la frana con quella velocità, comportando quel rischio. E sicuramente è stato, avrebbe dovuto, uso condizionale, perché avrebbe dovuto essere un punto di non ritorno per quanto riguarda la responsabilità nei confronti dei nostri cittadini. Sicuramente ha segnato un momento e dobbiamo continuare a far memoria, perché errori come quelli non si ripetano mai più. Per quanto riguarda poi la questione di infrastrutture, qui tocca un tema delicatissimo, che è di chi fa cosa e come.
perché penso alle strade, guardi, io anche per lavoro mi è capitato che lo stesso tratto di strada era prima statale, poi è passato regionale, poi è passato provinciale, poi dalla provincia passa in ambito urbano, non si capisce più chi fa cosa, tutti cercano di mandare fuori dal proprio perimetro da manutenzione quel tratto di strada, quindi ripeto, forse un minimo di chiarezza e di avere delle strutture che facciano effettivamente quello che devono fare sarebbe importante. Sì, e sicuramente qualche piazza in meno poteva dare qualche problema in meno, però ripeto, abbiamo degli enti che devono fare quello per cui sono stati creati. Comuni ne hanno già abbastanza, insomma. Ecco, forse qualcuno dovrebbe imparare proprio e copiare del mondo del volontariato chi fa cosa, perché noi sappiamo cosa facciamo, sappiamo chi siamo e dove dobbiamo mettere la pezza, dove c'è il bisogno. Ecco, forse qualche politico dovrebbe ascoltare di più il mondo del volontariato e farne tesoro per capire, come ha detto lei, tanti enti alla fine con un pugno di mosche in mano e la pericolosità quando esci di strada, perché purtroppo, come si parlava prima, ognuno si fa le proprie regole. Adesso quando esci di casa molti mi comporto come decido io, come voglio io, infischiandomi della sicurezza e del rispetto degli altri. Questo non può accadere, perché sono messaggi devastanti che stiamo dando anche ai ragazzini, ai bambini, ai giovani, agli anziani che hanno paura di uscire di casa perché hanno paura del diverso, del colore. Prego Presidente, lei invece che si occupa di dare risposte e sa dove andare a parare, prego. No, io non è che magari potessi dare tutte le risposte. No, le sta dando con l'associazione? Ma scusi. Certo, ma noi siamo un'associazione che dobbiamo collaborare con le aziende sanitarie, che dobbiamo collaborare col sociale, dobbiamo tenere i ruoli ben distinti perché il sanitario sono i medici, noi siamo, diciamo, gli operatori di strada che servono però, perché sono quelli che dopo portano al malato il donatore e la donazione. Ed ecco questo spirito che il volontariato deve lavorare, anche con umiltà. Lei ha detto che non conosce le cose, che non ci vede, perché siamo un po' abituati a lavorare, non andarci a far vedere. Questo è il problema. Se mi riconosce non se neanche a chi vi arriva. No, cioè, per dovete carità. essere più inutile che ce la raccontiamo. Se vi vediamo e vi conosciamo, arriviamo al tema. Se non vi conosciamo, io le dico la verità, la prima volta che l'ho vista l'ho invitata io. Certo, mi ricordo. Ecco, lei è venuta e ha spiegato, ma se io non la invitavo non è che anche voi dovreste fare un passo di più e chiamare, portare, mandare, e allora forse la comunicazione è diversa. Allora andiamo a vedere questa comunicazione. Andolina, condannato staminali, andiamo a sentire. Ah sì, beh no. Noi abbiamo perso questa occasione, quindi disagio per me, tragedie per molte altre brave persone. C'è anche Marino Andolina tra le 6 persone condannate in primo grado dal Tribunale di Brescia per aver somministrato illecitamente a malati affetti da patologie neurodegenerative medicinali a base di esosomi ritenuti pericolosi per la salute pubblica. Per il medico triestino, difeso dall'avvocato Alessandro Del Bello, la pena di 5 mesi si aggiunge a quella per il caso Stamina, per un totale di 2 anni e 2 mesi. Andolina annuncia che farà ricorso. Bisogna vedere se mi condanneranno sul serio dopo i successivi gradi di giudizio, che auspico, anche se non sono sicuro che ci arriveremo, perché dopo 7 anni dall'evento del 2014 è possibile che la cosa vada in prescrizione nei prossimi mesi, quindi potrei neanche arrivare alla soddisfazione di vedermi assolto. Sarebbe comunque marginale il ruolo del pediatra triestino nell'utilizzo delle cure con esosomi. Io stavo osservando, interessato dal punto di vista scientifico, questa nuova terapia fatta di estratti di cellule staminali, degli esosomi, che contengono delle vescicole con pezzi di RNA, eccetera, una specie di Pfizer naturale. Mentre osservavo sono rimasto coinvolto, ma io non ho fatto nulla, quindi non ho meriti. Meriti li hanno semmai quegli altri un po' fuori di testa che hanno deciso di intraprendere una cura che io sapevo finiva male, perché chi tocca l'argomento staminale finisce male. L'abbiamo già visto con Stamina, voi non leggete sui giornali che Stamina è stata assolta, che funziona, non credo che si legga dappertutto, che coloro che hanno resistito
in giudizio nel processo Stamina, sono stati assolti. Adesso è un'altra puntata. Il mio disagio di trovarmi in questa situazione è nulla al confronto di quello che hanno patito le famiglie, di quelli che sono morti o di quelli che stanno peggiorando. Purtroppo è stata un'altra occasione persa e a questo punto credo che ci vorranno 10 anni prima che queste terapie riprendano. Ecco, come abbiamo sentito, altro giro, altra corsa, è una corsa diversa che adesso la Presidente spiegherà, perché è giusto capire, ecco, l'informazione da dove parte e dove arriva. Prego. Allora, noi ci occupiamo di promuovere la donazione di cellule staminali emopoietiche, che sono quelle del sangue del cordone ombelicale degli adulti. Facendo parte della Commissione Nazionale Cellule Staminali Emopoietiche, noi conosciamo tutto questo mondo di donazioni. Tutto quello che viene al di fuori delle cellule staminali emopoietiche, come queste cellule che vengono ricavate, non ho ben capito da dove, non lo so, e tutti questi progetti che sono stati poi progetti di ricerca che magari saranno anche importanti per produrre poi farmaci, tutta questa materia è regolamentata dall'AIFA a livello nazionale e dall'EMA a livello europeo e quindi se non sono state regolamentate da queste due istituzioni, italiana e europea, magari si va incontro a questi tentativi così di portare in causa le varie... questo caso? Certo che lo conoscevo, essendo un po' non lo conoscevo approfonditamente, conosco anche bene il professor Andolina e quindi è un pediatra a Trieste, quindi è una persona che conosco. Ma quello che noi come associazioni ci dobbiamo come si dice, occuparci di quello che ci viene indicato dalla nostra sanità pubblica. Se dopo ci saranno in futuro delle possibilità di utilizzo di cellule staminali in altra forma, per esempio il sangue del cordone ombelicale, per i trapianti, ora stanno sviluppando anche altri tipi di farmaci che sono regolamentati però dall'AIFA e dalla Commissione Cellule Staminali. Allora, con le cellule staminali, le sacche che non hanno un volume sufficiente, vengono prodotti gel fibrinopiastrinici per i pazienti che hanno le ulcere magari con le piaghe da diabete, che riformano poi la parte che è stata lesa, importantissimo questo aspetto qui. Poi vengono prodotti anche i colliri per la sindrome dell'occhio secco, soprattutto per gli anziani che hanno subito, bravissima, e sono tutti prodotti che sono utilizzati col sangue cordonale, vengono delle piccole provettine che possono durare un mese, che quindi possono benissimo agevolare il paziente che veniva prima poi chiamato nella medicina trasfusionale per fare l'autodonazione dalla quale ricavare questi tipo di colliri. E ultimamente c'è un progetto nazionale che coinvolge moltissime pediatrie per utilizzare il sangue cordonale nei grandi immaturi, bambini che non pesano neanche 1 chilo, che finora vengono trasfusi con sangue adulto, con emazie adulte. Invece stanno vedendo che il sangue del cordone ombelicale, essendo immaturo, più adatto ad essere trasfuso a questi piccoli immaturi, che sta dando ottimi risultati. Quindi sono tutte queste cose che vengono... Quante cose abbiamo imparato questa mattina con la Presidente Vendrami? È che io do per scontato che le cose... Ma voi date per scontato, ma non è mica proprio così. Come non è così, ed è molto importante sentire che Fedez, quando ha capito l'importanza della donazione, ha detto se non ci fosse stato questo sangue che mi hanno dato questi donatori io non ci sarei più, e questo messaggio che può arrivare ai giovani, visto che lui è molto seguito dai giovani, speriamo sia molto importante, ma non è che devi stare male quasi moribondo per capire l'importanza della donazione, però dobbiamo ascoltare e vedere di più queste figure importantissime, queste associazioni che stanno cercando veramente di migliorare la vita. Allora adesso invece abbiamo parlato di energia elettrica, andiamo a vedere servizio, sindaci, bollette, poi lo commentiamo
parliamo col sindaco Sebastiano Coletti, sindaco di Colle Umberto. Andiamo a vedere il servizio. Sindaci bollette, all'inizio della pagina, la penultima, sono 3, pagina 3, servizio sindaci bollette, proprio il primo. Sta arrivando Mattarella. Abbiamo dovuto intervenire sul bilancio comunale con una variazione di circa 40.000 euro per appunto adeguarci ai nuovi aumenti che ci sono stati. 40.000 euro, a tanto ammontano gli aumenti dell'energia elettrica per il comune di Silea, che proprio nelle ultime ore si è trovato costretto ad approvare una variazione di bilancio per la medesima cifra. Il caro bollette dunque continua, come già accaduto lo scorso anno, a incidere sulle casse del municipio. La bolletta dell'energia elettrica incide anche quest'anno, anche rispetto a quelle che sono le previsioni che abbiamo fatto. Per ora gli aumenti riguardano l'energia elettrica, ma nei prossimi mesi si dovranno fare i conti anche con le bollette del gas. Alle amministrazioni comunali è data la possibilità di applicare l'avanzo anche alle spese correnti strada percorsa a Silea. Noi abbiamo dovuto erodere il cosiddetto avanzo di bilancio per poter pareggiare i conti. Per questo tipo di importi della serie è sempre utile avere un accantonamento per opere di asfaltatura e messa in sicurezza, viabilità, anche per cosiddetta spicciola, e purtroppo una parte di queste risorse sono state destinate agli aumenti energetici. Allora, sindaco, come commenta questo servizio? E lei come vede, ecco, questo autunno che si chiama incandescente, ma per le nostre tasche incandescente? Prego, specialmente quelli che ne hanno meno. Prego, sindaco. Guardi, ormai purtroppo sta diventando un ritornello quello del caro bollette, perché si sperava che il 2022 sarebbe stato un anno di passaggio. Mi pare che invece stiamo tornando dentro da dove eravamo usciti. Le notizie anche recenti di politica internazionale, Israele, non fanno pensare bene, purtroppo. Detto questo, quello del tema delle bollette, del caro bollette, è un tema che impatta su tutti i comuni. Cioè, io non mi sono assolutamente divertito a dover spegnere un lampione sì, un lampione no per poter rientrare del costo delle bollette, e le persone poi vengono dal sindaco e si lamentano perché l'illuminazione è carente. Sono perfettamente consapevole, ma posto che la borsa e il portafoglio quello è, o si taglia da una parte o dall'altra. Allora ci sono stati dei comuni che so che ad esempio avevano ridotto l'utilizzo proprio delle sale delle associazioni. Noi questo non abbiamo voluto farlo e quindi abbiamo detto spegniamo una lampadina piuttosto di non dare le sale che vengono date, per quanto riguarda il comune di Colle, gratuitamente a tutte le associazioni del paese. È ovvio che fa parte di una scelta politica con la P maiuscola. Adesso sicuramente se ci saranno ulteriori aumenti è da preoccuparsi, ma è ovvio che gli aumenti, Mirella, non sono solamente sulla parte energetica, perché si riverbano su tutta una serie di spese. Penso al trasporto scolastico, che è esploso come costo per tutti i comuni, sino a mettere in discussione la sostenibilità stessa del servizio. Penso alla mensa, noi abbiamo messo soldi sulla mensa che mai erano messi prima perché era tariffa. È ovvio che poi un po' alla volta si riduce. Avevo sentito prima la collega Andron ha detto abbiamo messo mano all'avanzo di amministrazione. Cosa significa? Significa che con le tasse correnti che raccoglie un comune durante l'anno non è più possibile far fronte a quelle che sono le spese quotidiane, e quindi si va a mettere mano ai risparmi. Questo lo fanno anche i comuni, però ripeto, noi sindaci ormai siamo abituati, non ci fa paura la cosa, quindi avanti sempre. Certo è che all'orizzonte quelle che erano delle nubi che pareva si stessero schiarendo, così non è.
Purtroppo, tanto è vero che a Padova si è aperto un nuovo banco alimentare, ho detto anche prima, non è un fiore all'occhiello sentire che si apre un altro banco alimentare, ma vuol dire che c'è una domanda che sta crescendo in maniera incredibile e che qualcuno non riesce a dare risposta. Allora andiamo a vedere questo banco alimentare, poi salutiamo gli ospiti. Inaugurato ieri a Pianiga nel Veneziano il nuovo magazzino del Banco Alimentare, riferimento per i volontari delle province di Padova e Venezia. Il centro si sviluppa su una superficie di 1000 metri quadri ed è affiliato a quasi 100 associazioni di volontariato, parrocchie, Caritas e mense. Per noi è assolutamente una grande opportunità per poter essere ancora più vicini alle associazioni di questo territorio che magari hanno un po' troppa distanza rispetto al nostro magazzino di Verona e che quindi avranno la possibilità di essere serviti in modo più adeguato e migliore. Una storia trentennale, quella del Banco Alimentare, nato nel 1993. Da allora sono stati migliaia i volontari che hanno aderito a questo progetto. Prodotti che raccogliamo, che vediamo qua dietro una bella rappresentanza di prodotti, questi prodotti sono poi successivamente distribuiti con frequenza mensile alle associazioni che sono convenzionate con il Banco Alimentare e vengono mensilmente a ritirare i prodotti. Il magazzino per le associazioni è aperto 3 volte al mese, il sabato mattina, e ci sono i volontari che consegnano i prodotti alle diverse associazioni in base agli assistiti e alle persone assistite che le associazioni hanno. Un impegno per garantire a tutti un pasto. E sappiamo quanto oggi sia importante l'attenzione al cibo, visto i costi delle materie prime, i costi del carrello della spesa, per cui veramente è diventato una priorità. E poi l'attenzione alle persone fragili, alle persone che sempre più si trovano in difficoltà ad avere qualcosa da mangiare, per cui bisogna proprio continuare a mantenere viva la cultura al cibo e alla relazione con le persone fragili e vulnerabili. Avete capito perché ho detto che sarà un autunno incandescente, non parliamo per l'inverno per riscaldarsi, sempre per le fragilità naturalmente, per quelli che hanno poco, perché tanto anche i parenti di Napolitano non avranno problemi di riscaldarsi con 90.000 euro che si vedranno rimborsare. Allora, Presidente, come ci saluta? Ci saluto, che bisogna che vengo qua fra poco allora a riprendere questi progetti. Mirella, se lei mi invita, molto volentieri. È la seconda volta io che la invito, è lei che non si fa sentire, deve farsi sentire, le associazioni di volontariato devono farsi sentire. Lo farò. Grazie anche a Alice Vendramin, Presidente Associazioni Donatori Cellule Staminali, grazie a Sebastiano Coletti, Sindaco di Colle Umberto, grazie, pubblicità. Ed ecco qua con altri ospiti, altro giro, altra corsa, visto che siamo partiti con Corrado Carpentieri, Presidente Luna Park, Fiere di San Luca. Abbiamo in presenza Beppe Mora, artista e autore satirico. Grazie Beppe di essere qui. Grazie Mirella. Grande di Mirella, tanti anni che non ci vedevamo, ci siamo ritrovati, siamo sempre amici e vorrei capire poi con Beppe Mora cos'è per lui Luna Park e che grande Luna Park che stiamo vedendo tutti i giorni, specialmente dai messaggi politici e da questi politici che forse non riescono a capire le esigenze del paese quali sono. Saluto anche la professoressa Antonella Alban, collegata con noi, dirigente scolastico dell'Istituto Agrario Sartor di Castelfranco Veneto. Grazie anche lei, professoressa, di essere qui con noi. Allora, un grande Luna Park, come ho detto prima, professoressa, partirei da lei. Quando sabato sera alle Fiere di San Luca Luna Park mi sono permessa di fare un test per conto mio e chiedere a questi ragazzi perché erano così tanti al Luna Park, ma soprattutto quello che ho notato, professoressa, è che quasi tutti non avevano il cellulare in mano. Perché?
perché la curiosità di vedere, di guardare, di sentirsi protagonisti in mezzo a tanta gente era diversa. E sa cosa mi hanno risposto? Che loro in quel momento volevano solo stare in mezzo ad altri ragazzi. La bellezza di essere in tanti e in compagnia. Prego, professoressa. Concordo perfettamente con quanto hanno detto gli studenti. Infatti noi nel nostro istituto già da 8 anni non facciamo utilizzare il cellulare. I ragazzi lo depositano alla mattina alle 8 quando entrano in classe e lo recuperano all'1 o alle 2, dipende dall'orario, quando escono. E ci siamo accorti che questo ha migliorato tantissimo i rapporti tra di loro, si capiscono, si conoscono meglio. Durante le ricreazioni, ne abbiamo 2 ricreazioni, li vedi a gruppetti che chiacchierano, che discutono, ed è bellissimo vedere che si stanno recuperando proprio quei valori di amicizia, di solidarietà, di vicinanza che si erano persi. Se hanno il cellulare in mano sono continuamente distratti e non approfittano di questi momenti così importanti di socialità. Professoressa, l'altra mattina, proprio 2 mattinette fa, ho avuto ospite Oliviero Toscani, il quale ha detto che per lui la scuola è monotona, ma anche quando andava lui lo annoiava, ma non era lui che si annoiava, era la scuola che lo annoiava, il liceo era di una monotonia pazzesca e si continua così, dice, inutile che incolpiamo i ragazzi, cosa cerchiamo, che messaggi cerchiamo di far passare, com'è che li intrighiamo, cosa ne pensa, professoressa, delle parole di Oliviero Toscani? Beh, Oliviero Toscani è sempre un po' provocatorio nei suoi giudizi e nelle sue espressioni, però in realtà poi dipende anche dal tipo di istituto. Chiaramente io posso parlare per l'istituto che dirigo, che prevede a 3 corsi, ovviamente tecnico, professionale e anche il triennale regionale. I nostri ragazzi svolgono tutta una serie di attività anche pratiche, attività direttamente nell'azienda agraria dell'istituto, oltre che un PCTO potenziato, perché noi in 3 anni facciamo fare loro 400 ore di ex alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama PCTO. Quindi unire la teoria alla pratica è la cosa più importante, perché è il modo in cui i ragazzi capiscono che le attività si fanno e si fanno bene e correttamente se si ha anche una base teorica che permette loro di non commettere certi sbagli e di avere delle nozioni che tornano utili. Allora, sentiamo anche Beppe Mora, questo grande Luna Park dove è proiettato tutto il giorno questo ragazzo, questa ragazza, questo diversamente giovane, questo mondo di fare anche divertire, perché è un mondo che vuole anche divertirsi, questi artisti come te con questa satira che delle volte è poco compresa dalla politica, beato Andreotti che non si incazzava mai per quanto satira gli facessero, parla bene o parla male, l'importante è parlarne, mentre i politici di adesso hanno un po' la puzza sotto il naso con la satira, non tutti ma molti. Cosa ci dici, Beppe? Puzza sotto il naso, hanno molta coda di paglia e poca classe, trovo. Perché allora, quando si diceva, mi sa che se andiamo avanti così, moriremo democristiani, o qualcuno sperava, non moriremo democristiani, ma di grazia, voglio dire, fossimo anche andati avanti con certi stili, per quanto di pia devozione, anche fasulla, anche esagerata, caricaturata. Però almeno c'era un po' di classe e quantomeno spartivano un terzo, giusto? Secondo i canoni di allora. E forse c'era qualche visione, anche qualcuno aveva una visione per il futuro, e cioè torniamo adesso ai ragazzi. Una visione per il futuro che voleva dire osservare quello che accadrà, costruire ciò che potrà accadere, ciò che potrà essere, avere delle visioni, quelli che normalmente hanno gli artisti ma lo fanno in maniera astratta. Ecco, dunque quello che oggi trovo di mancante
parte che dobbiamo sempre mettere in considerazione, io dico, osservo che questi 2 anni passati in cattività hanno segnato molto nel profondo, hanno lacerato tantissimo le sensibilità, hanno acuito tutta uno spessore, ma non uno spessore buono, uno spessore cattivo che ti fa disincontrare gli altri. Ecco, per quanto ci sia, il Luna Park è un'occasione di vedere e di incontrare, ma quello è nel genere, è nell'essere animali. Noi siamo animali e siamo portati all'incontro, siamo ancora, grazie a Dio, io preferisco una stupida naturalità che una intelligenza artificiale. In ogni caso, il Luna Park permette, sì, certo è una bellissima valvola di sfogo, di incontro, però dopo ritornano immediatamente tutti ad una forma di comunicare che è quella che sappiamo, che conosciamo tutti. So che per esempio non lo so, per esempio TikTok in Francia per certe fasce d'età è stato addirittura abolito. Purtroppo l'accedere a determinati contenuti da parte dei ragazzi, intendo adolescenti e preadolescenti, è di una facilità estrema. Ma non voglio parlare soltanto di loro, parlerei anche delle famiglie, farei un accenno alle famiglie, perché si parte anche da lì. I messaggi arrivano, comunque arrivano dalla società, arrivano da qualunque cosa. In ogni situazione c'è della porcheria e lo sappiamo. C'è del male, c'è del mercato che ci sta sovrapponendo dei timbri. Una volta c'era il gay o l'eterosessuale, adesso i gay sono adesso il genere è diventato multi qualcosa, multi etichetta, e il mercato sta provvedendo alla multi etichetta. Siamo vittime purtroppo inconsapevoli a volte, ma per questo bisogna informarsi, non dobbiamo più avere il lusso dell'ignoranza. Dicevo le famiglie che cosa fanno, che messaggi danno? Intendo questo, tante volte si pensa di non avere il tempo, invece no, bisogna istruire i ragazzi anche facendo fatica, istruendoli alla conoscenza, facendoli innamorare della conoscenza. Senza di questo, parcheggiandoli con uno strumento che permette di comunicare. No, non permette di comunicare, permette la non comunicazione. Allora, Beppe Mora, cosa ne pensi di quel spot di questo supermercato con questa bambina, con la pesca? Ecco, tutti parlano, ma non sentiamo parlare i ragazzi di questo coinvolgimento, perché quelli che soffrono di più, e qua invito anche la professoressa Antonella Alban a dirmi cosa ne pensa, se ne parla a scuola, di queste famiglie che non ci sono più, molti genitori separati, 3 mamme o 4 papà, tutti in famiglia, tutti amici. Ecco, c'è una confusione bestiale, e poi vai a ascoltare il ragazzo e senti che se lo gratti lui vorrebbe invece i genitori, la famiglia tradizionale. Ecco, fa fatica ad accettare la nuova mamma, il nuovo papà, perché la verità, io ci parlo con loro, non so, o so scema io come dico, oppure se li gratti questi ragazzi parlano. La separazione è devastante per i ragazzi, forse qualche genitore prima di lasciarsi così facilmente dovrebbe capire che ci sono anche questi bambini, questi ragazzi. Prego professoressa, poi sentiamo anche Beppe Mora. Sì, purtroppo le difficoltà di gestire i rapporti familiari ricadono volente o nolente sui ragazzi, e noi ci siamo accorti che, come giustamente veniva detto anche prima, tra i 2 anni di pandemia, in più tutta questa situazione abbastanza fluida, i ragazzi sono gli unici che ci rimettono dal punto di vista proprio personale, psicologico, tant'è vero che le scuole hanno istituito tutte quante uno sportello di spazio ascolto, ma oltre a questo si avvalgono anche di un professionista esterno che è lo psicologo, che dà una mano a questi ragazzi, perché i ragazzi hanno proprio bisogno di sentirsi
accettati, che qualcuno li ascolti, che ascolti il loro punto di vista, perché i ragazzi soffrono tantissimo e hanno delle difficoltà e delle incertezze che chiedono aiuto agli adulti, insomma, quindi queste difficoltà e incertezze li mandano in crisi. Già il periodo dell'adolescenza è piuttosto complesso e difficile, lo sappiamo. Queste situazioni aumentano ancora di più il disagio e aumentano ancora di più la necessità e il bisogno di essere ascoltati. Allora, Beppe Mora, poi vediamo se riusciamo a vedere anche le immagini che Beppe ci ha mandato di questo lavoro incredibile che fa questo artista, questo autore satirico, con delle vignette che dovrebbero far sorridere, delle volte sorridi ma poi ti viene da piangere perché rappresentano proprio i temi attuali del paese. La vignetta che dovrebbe avere più, diciamo, supporto. Ecco, prego, cos'è la vignetta, Beppe? La vignetta è un genere di consumo veloce all'interno di un mezzo di comunicazione. In questo caso io lavoro con quotidiani nazionali da 30 anni. Ho fatto giusto 30 anni l'anno scorso di attività. Che cos'è la vignetta? La vignetta, appunto, dicevo, la vignetta ha un utilizzo rapidissimo e in quell'utilizzo rapidissimo tu devi mettere dentro un concetto, una cosa, un fatto e interpretarlo. Lo interpreti attraverso il segno e la parola. Il segno e la parola ti danno la possibilità, io personalmente le uso entrambe, cerco di usarle al meglio, di portare anche del disegno e dell'arte nella vignetta, cose che altri escludono e puntano più sul testo, e non si può puntare soltanto su, se no sarebbe illustrazione, ci vogliono le due cose. La vignetta non sempre deve far ridere, deve essere a volte un calcio nello stomaco, ti costringe a una riflessione e ti può parlare quanto un editoriale, se è seriamente composta. Ecco, io credo che debba arrivare come ogni forma d'arte, e la satira è una forma d'arte a determinati livelli. Qui abbiamo la fortuna di avere, io non vengo dal nulla, lo so perché Altan, per esempio, che io lo giudico un grandissimo maestro, anzi il maestro, apparenti alla mamma trevigiana. Vignetta, Beppe. Alla Questa mamma vignetta trevigiana. cosa rappresenta? Questa qua, l'ho fatta io, sì. Allora, questa qui, se la possiamo... Eccola lì. Esito raggiunto il vertice di Malta, era il vertice che c'è stato qualche giorno fa, che parlava proprio di migrazione a Malta, dove tra l'altro fanno finta, come diremmo qua, dei pomi. Allora... Ho incrociato, vabbè, è anche facile, Malta fa venire in mente la Malta, dunque la costruzione, alzato il muro con la Germania. Ecco, e andiamo nell'edilizia. Il muro con la Germania è simbolico di un certo rapporto non tanto felice, adesso sembra un po' più appianato, tra il nostro governo e quello tedesco sul tema immigrazione. Professoressa, cosa ne pensa di quello che ha appena raccontato, la storia, ecco, della satira, la vignetta che devi capirla in un attimo, non tante parole, ma il disegno, è il segno che ti deve colpire. Prego, il segno e il testo. Beh, la comunicazione efficace è quella immediata. Più il messaggio è veloce, chiaro e immediato, e più colpisce e più entra all'interno sia dell'immaginario collettivo, ma anche proprio fa riflettere e pensare. Allora, vediamo, professoressa, come commenta questa vignetta lei. Vediamo subito dal suo punto di vista. Vediamo come commenta questa vignetta. Prego, professoressa. Gliene è data una di difficile? Sì, beh, una professoressa, vignetta difficile. Prego. 100 miliardi di euro negli aiuti militari all'Ucraina, il carrello armato, riferito al carrello della spesa, suppongo, perché per l'esattezza. È la trasformazione del carrello, del simbolo del carrello della spesa. Promossa allora? Assolutamente a pieni voti. Assolutamente a pieni voti. Allora, professoressa, però abbiamo visto, e qua lo chiedo a lei,
anzi cercherò anche di farvi intervenire in qualche maniera, perché ne ho le scatole piene di sentire che questi ragazzi non hanno manualità, che non hanno voglia di far niente, che sono tutti baby gang. No, sta passando un messaggio devastante, glielo posso assicurare, mentre sono pochissimi quelli cattivelli rispetto a quelli bravi e buoni che ci sono, ma nessuno interessa a quelli, per l'attenzione deve essere data a questi. Ecco, invece il Book Festival che abbiamo visto, ecco, con queste grandi giornate della scuola del fumetto a Treviso, io ho fatto anche a Villa Margherita in maniera molto più piccola, dove c'è la partecipazione, veniva tutta Italia, sono arrivati, là vedi cosa è interessato il ragazzo, e non sono temi così facili per i soloni della politica, certo, per gli adulti, quelli che sanno tutto, ma anche merito vostro se è passata questa informazione dove il ragazzo ha cercato di realizzarsi anche con questa manualità, con questi disegni. Prego professoressa, poi sentiamo Beppe Mora che penso abbia vissuto queste giornate particolari. Ero anche ospite, sì. Esatto, prego. I ragazzi hanno solo bisogno di avere fiducia, e se noi diamo fiducia a loro, hanno delle potenzialità enormi. Come giustamente diceva lei Mirella, i cattivi tra virgolette sono veramente molto molto pochi. I ragazzi sono bravi, hanno delle potenzialità enormi da sviluppare e da valorizzare, e abbiamo tantissime eccellenze, e quindi la scuola è uno dei mezzi tramite il quale si riescono anche a valorizzare le eccellenze. Ma soprattutto bisogna dare fiducia a questi ragazzi. Se non diamo fiducia alla gioventù, il nostro futuro non esiste, non può esistere. E quindi io sono convinta che abbiano grandi potenzialità, e anche dal punto di vista manuale. Noi poi, tra l'altro, con l'esperienza mia, una scuola dell'agricoltura è una scuola dove toccano con mano tanti aspetti, non solo nei campi, ma anche trasformativi, di prodotti, di attività di vario genere, che partono dall'inizio della raccolta, coltivazione e raccolta, fino alla trasformazione del prodotto e il marketing. Ce n'è per tutti i gusti, e i ragazzi veramente possono sbizzarrirsi in base anche alla loro propensione, alle loro capacità. Professoressa, lei ritiene la scuola monotona? Non parliamo della sua scuola, ma parliamo in generale. Per lei è una scuola monotona? Direi di no. La scuola, soprattutto la scuola italiana, è una scuola anche altamente creativa, che riesce a valorizzare le eccellenze dei ragazzi. È che se ne parla poco. Si parla di scuola solo quando accadono degli episodi spiacevoli, che sono veramente minimi, e non si parla invece di tante cose belle, progettualità eccezionali che noi portiamo avanti, e quindi è un dispiacere questo, perché sembra sempre che la scuola sia solo negatività. In realtà abbiamo degli esempi di grandi potenzialità, di grandi progetti che non sono assolutamente monotoni, ma che offrono ai ragazzi tante opportunità. Allora, guardiamo un'altra vignetta di Beppe Mora, visto che abbiamo la fortuna di averlo ospite. Ecco, anche secondo lui se la scuola è monotona, perché questo esce dall'intervista dei ragazzi. Vogliamo più manualità, vogliamo un doposcuola il pomeriggio che ci intrighi di più, vogliamo una scuola con più sport. Ecco, intanto vediamo anche questa vignetta, prego Beppe. Sì, questa riguarda il fatto del cavalcavia di Mestre, e c'è questa riflessione, c'è chi cavalca il successo, e qui c'è un gioco di parole tra e chi cavalca via le disgrazie. Purtroppo in Italia, e soprattutto dalle fonti politiche, dalle bocche politiche, escono sempre commenti interessati anche a fronte di tragedie del genere. Poi, la scuola è monotona? La scuola è monotona? No, parlo di me, forse ne parlo in maniera fortunata, personale, fortunata nel senso che, per esempio, il mio liceo artistico era una scuola molto attiva e molto stimolante, per me in particolare, voglio dire, anche lì c'è la selezione, chi non è adatto si annoia.
Sei stato la scuola ha bisogno... libero di scegliere quello che volevi fare, cioè l'artistico. Tanti genitori dicono no, l'artistico proprio no. Figurati in quegli anni in cui l'ho fatto io, la scuola è rimasta occupata da ottobre a marzo. Te dico altro, insomma, era una roba. Abbiamo Lucia da Pozzoleone. Ciao Lucia. Buongiorno. Buongiorno. La settimana scorsa ho sentito una poesia, credo, che parla di un genitore verso il figlio ricordandogli le sue difficoltà e a una certa età di essere accudito come lui ha fatto per il figlio, se la ricorda questa? Mamma mia, l'ho messa sabato 2 volte all'inizio e anche alla fine, Lucia. Questa mi ha commosso tanto. Ecco. E vorrei, se fosse possibile, averla. Certo che te la mando, Lucia, lascia il tuo numero, vedete con quanto poco riesci a emozionare questi diversamente giovani che si rincontrano in questa poesia scritta da un padre al figlio, certo, per fargli capire l'importanza. Lucia, te la mando sicuramente, non ti preoccupare, te la mando io. Ma devo darle il mio indirizzo? Sì, devi lasciare il tuo numero di telefono in regia, poi faccio tutto io. Lascialo pure, Lucia, un abbraccio, sai cara. Sì, tanti auguri. Cara, vedi Beppe, questa è la reazione, anche una poesia, l'ascolto, emozionare ancora queste persone che forse hanno ancora tanto da dare, ma pochi si accorgono di questi bisogni nell'ascolto, soprattutto non vogliono tanto un po' di ascolto. Anche quello ma perché il cinismo sta trionfando e ha già trionfato, ahimè, e dunque delle resistenze attorno a tutto quello che è incontrare le persone, parlarci, ma parlarci davvero, cioè aprirsi, avere creare delle sintonie è importante, perché proprio per buttare via, per dare un calcio a questo modo di vivere che si sta ramificando, ognuno pensa a sé, l'altro chi è. Addirittura se devo attraversare la strada mi accorgo che quello dentro la macchina pensa: me secca a farti passare, ma me tocca a farti passare. Ma perché? Perché Ma sei perché? Ma Qua bandiera no, bandiera bianca, ma bandiera azzurra, questa bandiera vignetta, europea, prego. bandiera dell'Europa, e anche qui c'è, perché si usano degli escamotage che noi autori sappiamo, insomma, che sono anche facilmente intuibili. Il gioco di parole, il calembour, da affondare è a von der Leyen, che è un po' la sconfitta di tutta l'Europa, la sconfitta del concetto di migrazione, del fatto dell'immigrazione nella gestione europea globale. Professoressa, quello che io sto notando, e l'ho visto anche sabato, quando mi avvicinavo a questi gruppi, più di qualcuno mi diceva: ma non sarai mica pazza andare su quel gruppo là, guarda che rischi grosso. Cioè la paura non si sa di cosa di un ragazzino del colore nero, tutte queste paure, soprattutto i diversamente giovani, noto questa anche, diciamo, questo razzismo verso il diverso, ecco, tutti a casa sua, mentre i giovani sono diversi, tanto è vero che io sabato, che ho fatto un bel giro, glielo posso assicurare, quando ho detto: ma perché non fai volontariato? Non so neanche cosa sia. Cosa sono i CEOD? Residenze per anziani. Perché non hai il telefonino? Perché ci sono belle ragazze, vedo tanti giovani. Ma si rende conto, forse, professoressa, che forse dobbiamo intrigarli di più, renderli più protagonisti anche con lo sport, col disegno, ecco, il tocco, chissà quanta creatività c'è, magari proprio a questi pseudo-bulli che poi se li prendi a uno rimane con un pugno di mosche, perché poveretti non sanno neanche rimanere in piedi da soli, barcolano. Ecco, forse voi avete un ruolo importante, perché ci sono pochi genitori che sanno fare genitori autorevoli, molti che sanno fare i veri genitori, ma c'è una famiglia, ma noi dobbiamo andare a parare dove quelli che non hanno i genitori, professoressa. Ecco, è là che dobbiamo andare, perché i bravi sono già bravi, non è che dobbiamo correre dietro, dobbiamo puntare a questi, fargli fare più sport, più scuola, il doppio scuola, sbagli, 8 ore di scuola. Cosa ne pensa, professoressa Galimberti? Ha detto: facciamoli studiare di più, anzi, non sospenderli, facciamoli studiare di più. È d'accordo?
Ma io sono d'accordo che le punizioni non vanno mai bene, però è anche giusto che i ragazzi capiscano che ci deve essere un'assunzione di responsabilità anche da parte loro. Ci sono delle regole, le regole vanno rispettate, se non le rispetti sai che comunque ci possono essere delle conseguenze proporzionate. Allora, noi siamo ovviamente una comunità educativa ed educante e non è chiaramente attraverso la punizione che tu puoi educare fino in fondo uno studente, un ragazzo. Però far capire loro che le regole che valgono all'interno di una comunità scolastica sono comunque le regole che valgono anche nella società, secondo me è importantissimo. E in realtà se presi singolarmente i ragazzi queste cose le concordano con noi, le comprendono perfettamente. È chiaro che bisogna avere quella capacità di applicare le regole, essere coerenti, farle rispettare e nello stesso tempo far capire ai ragazzi quando sbagliano, perché hanno sbagliato e quali possono essere le conseguenze di uno sbaglio. Per quanto riguarda l'inclusività, i ragazzi sono molto inclusivi. I ragazzi riescono a legare tra di loro, riescono ad avere dei rapporti molto belli e molto anche importanti di mutuo aiuto tra di loro. L'importante è che la scuola favorisca questi aspetti. E per esempio la nostra scuola è una scuola altamente inclusiva perché abbiamo tanti ragazzi diversamente abili, ma i compagni di classe li accettano serenamente, tranquillamente. Anzi, c'è proprio uno scambio reciproco e li aiutano in varie attività, si aiutano vicendevolmente e tutti hanno un loro spazio, è quasi come una grande famiglia allargata. E questo è importante perché far capire alle persone che ognuna ha può essere accettata per quello che è, per come è, perché ognuno di noi ha dei talenti che possono essere diversi gli uni dagli altri, ma tutti sono importanti. Secondo me questo è uno dei compiti fondamentali della scuola. Farlo a scuola significa poi applicarlo anche nella società. Però vede, professoressa, io sono anche di un'idea che io non devo essere fortunato ad avere la scuola e la professoressa Antonella Alban. Io devo avere la scuola e i professori che mi insegnano, che mi fanno fare dei percorsi educativi importanti. Io non posso sentire, professoressa, ancora nel 2023 una mamma che ha la bambina muta che ha chiamato anche prima e che spero che qualcuno dia risposta, che non c'è ancora la lingua dei segni all'interno della scuola. La lingua dei segni l'abbiamo vista col presidente Zaia quando c'era la pandemia, allora vedevamo che c'erano queste figure che potevano insegnare. Io mi ricordo che alle elementari iniziavamo a fare l'alfabeto Morse muto, che ancora me lo ricordo. Ecco, il buono che c'era per iniziare un percorso anche educativo, istruttivo importante, poi è stato tolto, ma non si riesce a capire il perché. Capisce perché dico, ma io devo essere fortunata ad essere in quella scuola, avere quel dirigente? No, non può girare così. Cosa pensi, Beppe? Sì, questa cosa qua è verissima. L'insegnamento del cosiddetto la lingua dei gesti, la ricordo anch'io nelle prime fasi dell'istruzione. C'era, non c'è più. È entrata nei telegiornali, ci sono addirittura dei TG dedicati a questo. Per carità, va anche bene ci siano per istruire tutti, ma l'istruzione parte dalla base. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno a tutti gli ospiti. Buongiorno. Non va da cambiare i giovani sei a posto. Chi che va da cambiare, se non gli altri vecchi, se è la società, deve dare buoni esempi, perché la società non si deve educare nessuno. Guarda in televisione cosa chi fa vedere, guarda quando quel figlio fa qualche cosa, io esalta come se fosse un eroe. Insomma, dovevano gli altri insegnare ai figli, perché i figli da imparare, specialmente sull'età della pubertà, prima gli da imparare, da fare le sue esperienze, i suoi sbagli, le sue robe, quello è importante. Ma ad esempio, da dare noi altri, vecchi, giovani, gobbi, sciocchi, e dopo non potevano dare colpa alla scuola. Se che sono un maestro che siga un puteo,
ma vieni suo papà con un bastone da nada. Una volta non era così, siamo noi che dobbiamo dare la possibilità di fare quello che vogliono, tutto là. E ora, ma neanche la politica, non mi interessa nessuno, una volta uno fa la strada, ti deve fare una manacchia, ti dà una pedata sul culo, bisogna che ti tenisci, perché se ti dicevi tuo papà te ne ha un'altra 3. E ora cosa stiamo dire? I fiori da imparare, i da fare i suoi sbagli, i suoi giochi, le sue robe, li devi imparare, perché adesso le spugne impara e mettili su una strada è un compito nostro, anche di professori e di insegnanti, però bisogna che a fare insegnanti. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie. Becci, grandi, gropposi. No, hai detto roba che non si può dire. Secondo no, le istruzioni del politicamente corretto, che onestamente io fondo un club e si iscriva chi vuole, al ritorno perché dovremmo cancellare 3/4 dell'arte contemporanea e antica, soprattutto seguendo determinate. Non poteva dire né Vecchi né Gobbi né Sotti, mi sono cassegnati, ma trovare dei sinonimi. Allora, cosa stiamo vedendo? Queste vignette che stanno vedendo il barcone, la nave. Beh, a questa qua dedichiamo una dedica a questa santa donna, della quale per il momento è sospesa ogni informazione, ogni notizia. E però è al governo, e però è ministro, la santa rotta fraudolenta, che io l'ho disegnata, che si sta sgretolando. In realtà troveremo forse un cumulo di macerie, ma sempre nella sua poltrona. E non sarà forfora, credo. Professoressa, anche questi messaggi politici devastanti, perché come ha detto lei, i ragazzi sanno capire il bene e il male, sanno capire il torto e la ragione, non sono così, sono fragili da una parte, professoressa, ma molto acuti da un'altra. Basta un battito di ciglia che loro capiscono in che modo li stai guardando, o sbaglio, professoressa? È correttissimo quello che sta dicendo lei, Mirella, perché i ragazzi non hanno filtri, quindi chiaramente percepiscono le cose in maniera molto più diretta. E come diceva giustamente il signore che è intervenuto al telefono, è l'esempio che fa le cose, perché i ragazzi puoi raccontare tante belle cose, però è col comportamento, con l'esempio che si danno veramente i messaggi giusti, e loro, se vedono che le persone rispettano le regole, si comportano in un certo modo, sono coerenti con quello che dicono, anche loro stessi si emulano questi comportamenti e si adeguano a quello che vedono e che hanno intorno, logicamente. E quindi i ragazzi hanno questa grande sensibilità di capire le cose. Professoressa, lei ha detto prima, con la punizione non si risolve il problema. Però a certi ragazzi, io faccio dei percorsi con la procura dei minori, le posso assicurare che io qualche punizione la metto, anzi la metto anche di brutto, nel senso che gli faccio capire o è così, non è che puoi decidere sempre tu di fare quello che vuoi. E questa sfida mi piace tantissimo, professoressa, quando vedo che questo vuole prendere la supremazia, anche ragazze. Se vi dico cosa ha detto una ragazza a una mamma, io penso che è una cosa incredibile. Naturalmente penso sia stata sotto effetto di farmaci, però capisce che questa mamma, la mamma di una volta, come diceva lei, anche la famiglia tradizionale, genitori tradizionali, non basta per far crescere questi ragazzi, perché forse è stato permesso un po' troppo. È facile dire sì, molto difficile dire un no. Tu sei papà, Beppe, è più difficile anche una persona come te, tua figlia, bellissima ragazza, sta crescendo, età difficile, adolescenziale, ma soprattutto capire che strada deve prendere quando esce di casa. Le regole, gliele metti le regole? Le hai messe oppure la lasci molto libera di decidere? No, le regole ci vogliono. Devono essere sempre, il buon senso poi si trova all'interno di, credo che ogni nucleo familiare abbia le proprie, anche in virtù di com'è il carattere della persona, diciamo.
Comunque sì, è evidente che le regole ci devono essere. Io sono anche uno che sarei un po' all'antica per quanto riguarda la scuola, sarei per un rispetto di quella che è un po' anche l'autorità dell'insegnante, il rispetto, perché il rispetto è anche in quelle cose lì, anche in quelle forme lì, il rispetto per i genitori, ma dal momento che tante volte i ragazzi sentono parlare i genitori, un certo linguaggio che viene soltanto confermato all'esterno del nucleo familiare, o certe idee anche molto politicamente molto dure, molto estreme, si raccolgono in casa, soprattutto quelle si raccolgono in casa. Il primo anello prima di andare a scuola è la famiglia, è la casa quando esci. Pensi, professoressa, che un ragazzo mi ha detto, sai, io parlo molto con loro fortunatamente, sai Mirella, mia mamma ogni mattina mi dice: hai fatto il letto, hai messo tutto nello zaino, ti sei lavato i denti, mai una volta che mi dia un abbraccio e mi dica: hai dormito bene stanotte? Cioè, capisce che questi ragazzi cosa vogliono? Alla fine cosa vogliono questi ragazzi? Le coccole, un bacio, un abbraccio prima di uscire. E quando chiedo a qualche mamma perché non lo fai, ho paura di avvicinarmi a mio figlio. Mio figlio non vuole questo. Ma sei tu che hai deciso di non fare questo? Gliel'hai chiesto se è lui che non vuole, oppure è il tuo contatto che non c'è più, non c'è il contatto fisico? Perché i ragazzi sentono che stride qualcosa. Cosa? Stride, lo sento, basta un battito di ciglia per capire se ti vengo vicino o no, basta come mi guardi. Professoressa. È verissimo, i ragazzi hanno proprio bisogno di testimonianze e anche di gratificazioni soprattutto, ma le gratificazioni sono soltanto, non sono soltanto gratificazioni materiali, è meglio dire sei stato bravo, sono orgoglioso di te, hai lavorato bene, piuttosto che comprare una cosa. Io sono convintissima di questo, cioè anche le famiglie, ma anche a scuola stesso, il fatto che di dire hai fatto un bel lavoro, ti sei sforzato, hai ottenuto un buon risultato, questo gratifica tantissimo i ragazzi e per loro vale di più di tante altre cose materiali. Grazie, siamo proprio in chiusura, allora che vediamo anche l'ultima vignetta di Beppe Mora, che abbiamo la fortuna di avere ospite questa mattina, artista e autore satirico, e poi come concludi, Beppe, prego. Come concludo? Tanti modi di concludere, non lo so. La diciamo, ma no, stiamo vedendo un disegno in realtà, non è una vignetta, è un ritratto di John Allomu, perché questi giorni vedendo i mondiali di rugby mi è venuto in mente John Allomu e questo è un piccolo esercizio, tanto per... Spieghiamo chi è, perché magari a casa non sanno di chi John Allomu è stato un atleta sfortunato, era un gigante del rugby, uno dei più forti del mondo, un All Black, dunque, ed ha avuto una carriera, una vita sfortunata perché è morto a 40 anni, nonostante, e questo rappresenta un po' la fragilità, no? Nel senso che siamo appesi. Ecco, prendo questo per fare la conclusione. Dal momento che siamo appesi, cerchiamo di stare al meglio possibile in questa situazione, sorridendo un po' di più, lo dico a tutti quanti, perché vedo facce ingessate, dure, ghigni bestiali, ma insomma uno più ha la macchina grossa più è duro, ma allora compratene una Lecea, ma non ho capito, manco ridi di più, non lo so. Grazie a Beppe Mora, grazie alla professoressa Antonella Albani, dirigente scolastico dell'Istituto Agrario Sartori di Castelfranco Veneto, grazie ancora, la posta di Mirella. Siamo andati bene. No problem. Thank you. All right, see you later. Bye. Bye. Hey.
Welcome. That's for New York. Oh, I appreciate that. Thank you. Thank you. Would you like to sing a song? Yeah, I will. Great. What song would you like to sing? Amazing Grace. Check. Okay, perfect. Awesome. I don't know Let's what make it talk. words, but I'll improvise. Oh, okay, no problem. And what's your name? Lydia. Lydia? Yeah. Nice to meet you, Lydia. My name is Reggie. Reggie, nice to meet you. Nice to meet you too. Awesome. And where you from, Lydia? New York City. Hey. Brooklyn, New York originally. And I lived in Rome, Italy also, because I was married to an Italian, to a Roman, and my son was born there. Wow. So did you learn Italian? Did you already know Italian? No, I didn't know Italian, but I knew Spanish because I'm Puerto Rican and that was my first language. Oh, Boricua. Boricua, ¿tú eres Boricua también? No. Oh. Estoy aprendiendo español. Wow. Yeah. Muy bien. Gracias. Tienes un acento precioso. Gracias. Sí, wow, good for you. Where are you learning Spanish? You know, I went to Colombia twice, so it helps to go to a place where nobody speaks English. Like, it's pretty rare. I know. It's rare there for people to speak English. In Puerto Rico, a lot of people speak English. I know. But in a Colombia, lot. Yeah, but in Colombia it's different. So, but you moved back to New York after Italy. Right. And here we are singing some. And here we are, some amazing Grace. Yes. But maybe without the words. Well, I have the words here. Oh, okay. If I can see. Oh, okay. Okay. Oh my goodness. Yeah. Would you like to grab the mic? Sure. There we go. Yes. Awesome. Have you sung this song live before, like on stage or something? I sang it with a group of actors that I was working with, but this is quite a while ago. Ah. Were you in movies or you? I was in movies as an extra. That's so cool. In Italy. Ah. Wow. Wow. But all of that hasn't been for a while now. You know. Well, Remind me of your name again. Reggie. Reggie. Yes. Okay. All right. Let's do it.